Salve. Buonasera, buonasera a tutti, grazie della vostra presenza. Alcuni amici stanno arrivando adesso perché ci sono stati dei problemi sulle strade, quindi insomma ancora qualche minuto, però iniziamo questo quarto incontro che viene dedicato ai 50 anni del piano urbanistico provinciale, i 50 anni che ci separano dalla prima programmazione sul finire degli anni 60, e iniziamo con qualche immagine che ci riporta a quegli anni, all'agricoltura di quegli anni, con questo filmato che fa tesoro anche, come vedrete, di tante immagini amatoriali che sono state raccolte e montate dal regista Luigi Pevarello, che è qui con noi per la fondazione del Museo Storico. Quindi intanto buona visione e tra qualche minuto iniziamo la nostra serata.
Grazie, complimenti. Parliamo di pianificazione urbanistica, parliamo in modo particolare di agricoltura, lo facciamo nella casa che tutti noi consideriamo casa dell'agricoltura trentina, che è la Fondazione Mach, quindi darei la parola al Presidente Andrea Segre per il suo saluto. Grazie, in effetti sono contento che questa iniziativa sia stata organizzata proprio qui, perché credo che sia davvero la casa dell'agricoltura trentina che si deve proiettare nel Paese, in Europa e nel mondo. Ma questo è un nucleo importante che diciamo, noi cerchiamo di valorizzare a beneficio in primis del nostro territorio. Essendo un tema così stimolante mi permetterete di fare proprio due considerazioni a partire dal titolo che cita, credo, forse non a caso, Il buono da mangiare, questo saggio di Marvin Harris, che è antropologo, poi non voglio rubarti il mestiere, Annibale, però diciamo è stimolante proprio anche parlando diciamo, e vedendo soprattutto le immagini su come poi ci proiettiamo verso il futuro, perché quel saggio, che poi aveva un sottotitolo abbastanza interessante, enigmi anzi del gusto e delle consuetudini alimentari, cerca di spiegare perché qualcosa è buono per qualcuno e qualcos'altro invece, la stessa cosa, può essere cattivo per altri. Allora mi verrebbe da aggiungere che oltre al buono da mangiare, il bello da vedere, questo è chiaramente il legame forte con il paesaggio, e ne tratterete dopo, ci deve essere anche un buono, un forte da pensare. E poi lo diceva lo stesso Marvin Harris, in realtà, cioè guardiamo al futuro tenendo conto, diciamo, di quello che è stata l'evoluzione, la storia, l'identità, e vogliamo pensare a cosa sarà l'agricoltura da qui ai prossimi anni. Del resto, come dicevano gli economisti agrari, e lo dicono ancora, l'attività agricola, l'impresa agricola, l'impresa che lavora sulla terra rispetto alle altre imprese, le altre industrie in particolare, deve avere uno sguardo sul lungo periodo, perché i cicli produttivi lo richiedono. E anche poi nel caso dell'azienda agricola gli adattamenti richiedono tempi lunghi. Quindi il nostro sforzo, quello dei ricercatori, quello dei tecnologi, quelli degli sperimentatori, cioè tutte le competenze che abbiamo qui, a partire poi evidentemente dalla formazione, che come sapete adesso ha un ciclo davvero unico, made in Trentino, cioè parte dall'istituto storico e arriva proprio qui dentro al dottorato di ricerca, passando per la laurea in viticoltura e in enologia e alla magistrale che attiveremo il prossimo anno in meteorologia ambientale. Ecco, allora qual è la sfida? Immaginare quello che sarà il futuro dell'agricoltura, vedere come si può davvero diciamo, legare il cibo, la qualità naturalmente, con il territorio, la sua bellezza, il paesaggio e il pensiero che ci deve stare dietro, perché troppo spesso ci riempiamo anche noi ricercatori la bocca di bellissime parole, la sostenibilità, il biologico, che però hanno tutte, diciamo, e devono avere un significato, ma la prima declinazione di tutti questi bellissimi sostantivi che usiamo deve essere la parte economica. Se non c'è reddito per l'azienda agraria, un po' parliamo di niente, c'è poco da dire. Allora davvero il nostro pensiero, guardando al futuro, deve essere un modo per mettere a valore questi territori e per far sì che l'impresa, il mondo contadino mantenga gli insediamenti sugli stessi, ricavandone un reddito. Sempre gli economisti agrari una volta dicevano soddisfacente. Ecco, è una bella definizione in realtà, perché forse va un po' fuori dall'economia, ma è questo l'obiettivo che dobbiamo raggiungere. La Fondazione, credo, per il suo compito istituzionale dovrà esservi sempre a fianco per le competenze che ha maturato e per gli investimenti che avete fatto. Grazie e buon lavoro.
Grazie Presidente. Altro connubio inscindibile, Istituto Agrario, Fondazione e il Comune di San Michele all'Adige, che è rappresentato qui dalla sindaca, che è Clelia Sandri. Prego per il suo saluto. Buonasera, anch'io porto volentieri il saluto mio e di tutta l'amministrazione comunale a tutta la platea, in particolare all'assessore Daldos, coordinatore e organizzatore della serata, l'assessore Dalla Piccola anche presente in sala, presidente e direttore della Fondazione Mache, ma tutti gli ospiti e coloro che interverranno durante la serata. Questa serata è una delle quattro serate avente in occasione del 50° anniversario dell'approvazione del piano urbanistico provinciale, che sono state organizzate sul territorio della nostra provincia e declinate su varie tematiche che nel nostro caso ad oggetto, insomma non a caso è stata scelta, come ricordava il presidente della FEM, l'Istituto Agrario di San Michele, che ha ad oggetto l'agricoltura. Il piano urbanistico provinciale è stato approvato appunto 50 anni fa, è ancora vigente, nonostante insomma sia stato adattato, modificato in parte, ma comunque insomma ancora vigente, un territorio che in 50 anni non possiamo dire, abbiamo visto anche le immagini proiettate prima, che sia rimasto invariato, ma è stato oggetto di sfruttamenti anche, di espansioni urbanistiche ed edilizie molto forti, purtroppo, nel bene e nel male, ma anche nel male, purtroppo non sempre rispettose di quello che è il contesto paesaggistico circostante. Quindi sicuramente una politica anche urbanistica che va in qualche maniera ripensata, che fortunatamente per certi aspetti nell'ultimo decennio ha subito anche un freno, che tra l'altro bisogna anche dire, e qui insomma va il merito anche la nostra politica provinciale, con l'ultima legge urbanistica provinciale è già stata in parte ripensata, ponendo l'attenzione e ponendo la centralità su quelli che sono i terreni agricoli, verdi, boscati, insomma ancora vergini dall'edificazione, e quindi ponendo l'attenzione su quella che è la necessità di riqualificare l'esistente. Ce n'è tanto e c'è tanto bisogno di riqualificazione. Credo quindi che parlare di agricoltura voglia dire non solo parlare di agricoltura in senso stretto, quindi tecnicamente, ma voglia dire anche parlare di paesaggio, quindi pensare a quello che è il paesaggio dove i nostri, nel caso della Rotagliana, ma insomma la provincia di Trento è ricca di zone agricole e di coltivazioni di pregio, quindi pensare al luogo in cui queste zone agricole vengono inserite, il contesto in cui sono inserite, anche per creare un indotto esterno, quindi che sia di richiamo a quelli che stanno fuori dal nostro territorio, perché insomma vengono, ma è anche bello vedere, oltre che assaggiare i prodotti della nostra terra, ma anche vedere un paesaggio che sia consono e che offra un contesto che sia adeguato. Ecco, quindi io ringrazio per la serata, che peraltro fa anche parte di un nuovo sistema anche partecipativo per cercare di soluzionare le varie problematiche, magari non nel migliore astrattamente modo possibile, ma in un modo che sia condiviso dalla cittadinanza e quindi in parte sentito anche proprio. La cittadinanza può essere di stimolo, può fornire, può porre domande, può porre argomenti che magari possono essere discussi qua, ma possono essere discussi anche e soprattutto in altre sedi e che quindi possono essere di aiuto a trovare la soluzione migliore possibile. Ecco, quindi io ringrazio, ascolto volentieri i vari interventi e auguro una buona serata. Grazie. Inviterei per il suo intervento introduttivo l'assessore all'urbanistica Daldos e vorrei ricordare che questo è il 4º incontro che chiude un ciclo che è stato dedicato, oltre all'agricoltura, al turismo, allo sviluppo economico, all'ambiente e al paesaggio, con incontri, devo dire, molto partecipati, interessanti, che si sono svolti a Comano, Malé e Rovereto e quindi qui a San Michele. Questa sera parleremo sicuramente di storia, ma ci confronteremo in modo particolare sulle sfide future, sui cambiamenti anche di paradigma che riguardano lo sviluppo del nostro territorio e in modo particolare l'agricoltura, quindi diciamo che è una serata che affronta tutte le questioni aperte. Prego, Assessore. Grazie, buonasera da parte mia anche a tutti voi, al Presidente Segre, al Direttore e anche il Vicepresidente della FEME, alla Sindaca di San Michele, ma soprattutto anche a tanti amministratori e tanti agricoltori che vedo qui presenti.
50 anni fa, il 10 agosto del 67, il Consiglio provinciale approvava il piano urbanistico provinciale. Un lavoro durato 4-5 anni, che ha coinvolto ovviamente tante persone, che ha avuto, credo, in un personaggio, Bruno Kheser, l'emblema di quel piano, insomma, che in una qualche maniera ha segnato in un contesto del Trentino che stava profondamente mutando pelle, che aveva sostanzialmente risolto il problema dell'emigrazione e stava affacciandosi sulla modernità, una società rurale che travedeva la possibilità di riscatto sociale, oltre che di riscatto economico, e che quel piano urbanistico, attraverso il coinvolgimento di quelle che sicuramente allora erano forse le migliori intelligenze disponibili, dall'equipe di Samonà, ma c'è qui anche un testimone vivente che è il professor Nervi, che ha partecipato proprio per la parte dell'agricoltura alla stesura, allo studio di quel piano, ancor prima che il piano cominciasse la sua stesura. Quindi un contesto, quello di quel Trentino del 1967, che ovviamente è profondamente e fortunatamente diverso da quello odierno. Allora, a 50 anni da quel tempo, che poi ovviamente è susseguito e si è trasformato con il piano urbanistico dell'87, un piano che ha cambiato anche lì radicalmente un approccio e che dopo stava in una qualche maniera segnato una discriminante all'interno del Trentino, più in termini di restrizione di quella espansione che il piano del 67 per un certo verso aveva previsto. E poi nel 2007, un'altra variante del piano urbanistico provinciale, dove ricordo ad esempio le aree agricole di pregio o le invarianti sono in una qualche maniera certificate come un valore, cioè le aree agricole, anche per la scarsità che in una qualche maniera in un territorio montano come il nostro hanno costituito uno degli elementi centrali sui quali costruire in una qualche maniera le previsioni urbanistiche. Allora questi 50 anni perché sostanzialmente? Per ricordare, perché credo che sia giusto anche ricordare da dove si viene, avere le radici ben salde e ben chiaro del percorso che abbiamo fatto, ma soprattutto proiettarsi sul futuro. Proiettarsi sul futuro l'abbiamo fatto, ricordava giustamente Nicoletti, questa è la quarta serata, dedicata specificatamente all'agricoltura. Abbiamo voluto, sia come assessorato e condiviso anche dalla Giunta provinciale, fare in modo che questi incontri fossero sul territorio, dove in un qualche maniera erano simbolicamente più vicini al tema che veniva trattato, ma con l'idea di trarre degli spunti, diceva bene la sindaca, di trarre degli spunti che in qualche modo possano servire a chi nella prossima consigliatura, perché evidentemente siamo anche alla vigilia di un 2018 che vedrà anche un cambio di consigliatura all'interno della nostra provincia, fare in modo che ci siano degli spunti per un nuovo piano urbanistico provinciale, che non so se definirlo piano urbanistico provinciale è l'addizione più giusta, ma sicuramente un piano che prenda atto di questo percorso e che volga lo sguardo al futuro tenendo conto, per stare nell'ambito ad esempio di quello agricolo, di quello che un territorio come il nostro, di ridotte dimensioni, di alta qualità, che comunque in una qualche maniera oggi ha già raggiunto, diversificato dalla frutticoltura, alla viticoltura, a quella fetta importante e fondamentale che riguarda anche la zootecnia di montagna, che resta comunque uno degli aspetti fondanti sui quali è stata incentrata anche la nostra capacità di resistere negli anni allo spopolamento delle nostre valli, perché delle valli curate, delle valli vissute, come dice sempre Annibale Salza, insomma, e non delle valli presepio per i cittadini che le vogliono frequentare, sono l'unico vero antidoto a fare in modo che questo nostro territorio mantenga la sua capacità attrattiva, mantenga delle ragioni per le quali le nostre valli possano e debbano essere vissute
E vi cito solo un piccolo esempio. Mercoledì e giovedì ero a Roma per gli Stati Generali del Paesaggio, dove secondo me in maniera non positiva l'agricoltura non ha avuto nessun ruolo e nessun richiamo. C'è una serie di fotografie che sono state proiettate, qualcuna era anche del nostro Trentino, dove invece l'aspetto paesaggistico è sostanzialmente il risultato dell'azione dell'uomo. L'uomo ha plasmato il paesaggio e l'aspetto agricolo è forse uno degli elementi più caratterizzanti di ogni attività e di ogni capacità di rendere il paesaggio un elemento distintivo, un elemento di armonia, un elemento nel quale poi investire anche su tanti altri settori, non ultimo quello del turismo. Quindi credo che anche da questo punto di vista noi dobbiamo essere un po' orgogliosi di quello che è stato fatto anche in questa nostra terra trentina, però anche consapevoli che questo orgoglio e i risultati raggiunti non sono sufficienti. Ci sono sempre nuove sfide da affrontare. Il Presidente Segre ne ha citate alcune su come la ricerca, l'attenzione che ci piaccia o no, bisogna sempre di più porre agli aspetti ambientali che la nostra agricoltura dovrà affrontare, sono delle sfide importanti. Noi abbiamo un importante istituto che di questo si occupa da tanti anni, che costituisce anche un elemento importante, fondamentale a livello nazionale ma anche a livello internazionale. Allora l'auspicio, e concludo, è che da questo tipo di incontri, di sollecitazioni, mi auguro anche di vostra partecipazione alla fine dell'introduzione che i vari relatori faranno e che ringrazio fin da subito per la loro disponibilità, possano uscire degli spunti che ci aiutino a guardare con altrettanta fiducia di come è stato in questi 5 anni passati ad un Trentino che sappia sempre porsi all'avanguardia anche nell'innovazione, per un certo verso anche tecnologica, che è comunque connessa con lo sviluppo dell'agricoltura, ma avendo sempre ben chiaro una cosa, che al centro di tutti i nostri ragionamenti deve restare la persona, perché la persona è quella che vive sul territorio, la persona con i suoi servizi è quello che dà vita al territorio stesso, quindi tutte le politiche in una qualche maniera devono però avere ben chiaro che il primo e importante soggetto con il quale noi ci dobbiamo confrontare è proprio quello delle persone, sia esso un agricoltore, sia esso un altro operatore economico, e da questo punto di vista, ripeto, io credo che il Trentino abbia tutte le carte in regola per affrontare con tranquillità le sfide che sicuramente comunque questi tempi ci porteranno. Quindi grazie e mi auguro insomma che sia una serata che ci porta dei contributi positivi. Grazie Assessore. Bene, raccogliamo da subito questo invito a tirar fuori spunti e idee nella prospettiva di una futura pianificazione e raccogliamo anche questa responsabilità che viene consegnata al settore primario, all'agricoltura, che sempre di più è al centro, diciamo così, della costruzione del paesaggio e quindi della nostra economia. In ultimo anche questa preoccupazione, ma anche questo interesse a risolvere sempre di più il rapporto tra l'agricoltura e l'ambiente. È un momento particolare per l'agricoltura perché, continuiamo anche a dirlo, dall'agricoltura ci sono anche speranze che vengono avanti quotidianamente e se possiamo vedere, sicuramente voi non la vedrete, quindi vi ricordo io il testo. Quando parliamo di un ritorno all'agricoltura, parliamo di un ritorno di giovani all'agricoltura anche da noi. Quindi se all'inizio del secolo il numero degli occupati in agricoltura era un quarto di quanto non fosse negli anni 60 del secolo precedente, dal 2001 il numero dei lavoratori è tornato a crescere. Il decremento è stato più forte nella Valle del Cismon e della Bassa Valsugana. La crescita successiva è stata particolarmente accentuata nella Valle del Sarca e nella Bassa Valsugana. Sto citando questo studio del professor Giuseppe Sciortino dell'Università di Trento, da cui si capisce che dai 12.000 occupati in agricoltura, 12.700 dell'81, eravamo scesi verso i 10.000
nel corso degli anni 90, bene, noi oggi siamo risaliti circa a quota 13.000 in questi ultimi anni, con dei segnali, devo dire, interessanti. Quindi, insomma, mentre magari altri settori economici, anche da noi, possono, no, segnalare e manifestare delle difficoltà, dobbiamo dire che vediamo spesso, no, non solo giovani, devo dire, ma anche molte donne legate all'agriturismo, legate ad altre attività di questo tipo. Quindi, insomma, è uno scrigno di speranza la nostra agricoltura, che va coltivata con coraggio e anche con speranza. E a questo punto entriamo, diciamo così, nelle questioni più urbanistiche, e infatti trattiamo questo argomento della pianificazione, del futuro tra agricoltura e paesaggio, e lo facciamo con un urbanista che chiamerei qui sul palco, che è il... No, chiedo scusa, ci fermiamo, torniamo a parlare di storia, parliamo di quello che siamo stati in questi 50 anni, per cui chiamerei qui il direttore della Fondazione del Museo Storico del Trentino, Giuseppe Ferrandi, che appunto affronterà nel profilo storico il cambiamento di questi anni. Grazie. No, niente paura, nel senso che 50 anni di cambiamento, che è il titolo che è stato scelto per questo intervento, non sono ovviamente riassumibili in così pochi minuti. A me sembra però che le immagini abbiamo visto all'inizio e poi la scelta di questo luogo, che è un luogo appunto di formazione, di ricerca, che probabilmente, vi lascio immaginare questo aspetto, insomma, ne ha viste di tutti i colori, insomma, ha visto generazioni, competenze, stili di apprendimento, ma anche mentalità, insomma, che crescevano, che diventavano competenze e diventavano poi trasferimento, ecco, sul territorio. Quindi immagini e luogo evocatore di 50 anni più di cambiamenti che hanno riguardato l'agricoltura e il territorio. C'è una differenza, credo, di contesto molto forte che possiamo avvertire a partire dall'ultima immagine che ha caratterizzato il film che abbiamo visto, il filmato che abbiamo visto, che era quel bambino che beveva da quel bottiglione di vino. Insomma, ecco, credo che già il politicamente non corretto di quell'immagine rispetto alla nostra sensibilità odierna ci dica cosa è passato nel frattempo. Così come devo dire il fatto che la ricerca storica, la riflessione stia ragionando appunto su quella grande stagione che è stato il piano urbanistico provinciale, però percependo la distanza geologica che c'è tra quel contesto, quelle coordinate culturali, politiche, professionali e l'oggi, come dire. Quindi siamo davvero a 50 anni di straordinaria accelerazione, come dire, della storia, e la necessità, a fronte di questa accelerazione, se vogliamo rendere utile e fruttuoso il rapporto col passato, di fissare appunto alcuni elementi. Io credo che la grande qualità dei relatori che parleranno dopo permetterà, come dire, di fare l'operazione più difficile in questo momento, che è quello di, una volta constatato il cambiamento e la trasformazione, riuscire a tematizzare alcuni passaggi fondamentali. Io vado molto brevemente per alcune categorie. Mi ha impressionato l'appunto di Carlo Daldós quando ho detto che agli Stati Generali del Paesaggio come dire, c'era una scarsa rilevanza, se non addirittura 0.0 rispetto al tema dell'agricoltura. Ecco, e questo potrebbe fare già una differenza, un indicatore importante di quale potrebbe essere invece il da fare in Trentino, a proposito della riflessione sul paesaggio e di quelle unità paesaggistiche che costituiscono il paesaggio agrario, che tra l'altro Annibale Sass ha contribuito a consegnarci quando nel 2013 ci siamo occupati di terre coltivate e abbiamo fatto una riflessione appunto sulla storia del paesaggio agrario. Ma il paesaggio ovviamente non è di 50 anni fa, cito il libro di Emilio Sereni, La storia del paesaggio agrario, che casualmente o non casualmente prende spunto
dal ciclo degli affreschi, delle stagioni, dei mesi di Torre Aquila, e quindi c'è anche questo legame molto forte. Unità paesaggistiche, alcune scomparse, e 50 anni fa probabilmente le tracce delle unità paesaggistiche scomparse, pensiamo al gelso, pensiamo al tabacco, al grano saraceno, c'erano, e quindi questa trasformazione che ha portato negli anni 70, 80, 90 a unità paesaggistiche diverse che erano presenti, ma che sono diventate, come dire, davvero caratterizzanti. C'è un altro aspetto, un secondo aspetto, che è quello del passaggio sul piano del lavoro agricolo, dalla polifunzionalità alla specializzazione. Ci sono delle immagini bellissime, significative, che parlano del contadino trentino come un contadino che tende a non essere solo coltivatore, ma anche allevatore boscaiolo, quando non diventi anche operaio e emigrante stagionale. È un testo del 1962 questo. Ecco, questo passaggio dal contadino trentino, dal contadino che resiste, che modifica anche la propria attività, alla specializzazione è probabilmente uno degli elementi fondamentali di riflessione oggi, che ovviamente hanno un forte impatto sulla dimensione sociale e sulle ricadute che ha l'agricoltura sulla società trentina. C'è anche un aspetto, lo citava prima Walter Nicoletti parlando del ritorno all'agricoltura, dell'indicatore del peso che ha avuto il lavoro agricolo sull'economia trentina. Nel 1951, nel censimento 51, si conta il 40% dei lavoratori occupati trentini in agricoltura, nel 61 del 25,6%, nel 71 del 14,1%, per arrivare negli anni 70 a percentuali inferiori al 10% e nel 2001 al 5% dei lavoratori agricoli. Ebbene, questa trasformazione ovviamente ci dice tantissime cose, ha tanti effetti, tra i quali vorrei citare l'incidenza, ad esempio, della meccanizzazione. Nel 1951 si contano 1.000 veicoli a motore che lavorano in agricoltura, nel 2000 48.438. Ecco, questi dati, che sono dati numerici magari irrilevanti perché non ci dicono molto, però credo che esemplificano davvero, come dire, le trasformazioni. Volevo chiudere citando il punto di svolta di 50 anni fa, appunto questo piano urbanistico provinciale, chiedendo poi in particolare al professor Nervi quanta agricoltura ci fosse nella testa non tanto dei tecnici ma nel dibattito politico di allora, come venisse percepita, come dire, questo tema del modello e della rilevanza che ha l'agricoltura a fronte di strumenti di programmazione che ovviamente erano legati al tema urgente dell'occupazione, dello sviluppo industriale. Ecco, a me sembra che questo sia un passaggio importante, quindi in quel momento topico della storia dell'autonomia del Trentino, come si ragionava e come ragioniamo oggi. E per arrivare, chiudo, a un dato culturale, insomma, un dato culturale che è anche un dato politico. Noi in questo momento ci stiamo arrabattando, parlando appunto di autonomia, di ragionamenti sull'autonomia. Parliamo anche di identità, parliamo anche di collocazione geopolitica, economica, di sviluppo del nostro Trentino, ma forse credo che portare un po' della nostra costituzione materiale del Trentino, smettere di parlare per una volta di formule, di meccanismi e parlare, come dire, di ciò che costituisce come dire, i caratteri specifici, davvero specifici di questo Trentino, possa essere una botta, come dire, di ossigeno fondamentale. Quindi per parlare della Costituzione formale del Trentino, prima di parlare della Costituzione formale del Trentino, occupiamoci della materialità di questo Trentino, e l'elemento dell'agricoltura, del territorio, è sicuramente un elemento portante. Grazie. Grazie a Giuseppe Ferrandi. Mi permetterei appunto di prendere questa tua sollecitazione per ricordare che il Trentino, assieme al Sud Tirolo, nella nostra provincia, in questa regione, rimane all'interno dell'arco alpino la percentuale più elevata comunque di addetti all'agricoltura,
e sicuramente questo ci lega al tema dell'autogoverno, dell'autonomia, insomma, ecco, che ha consentito questo presidio per molti versi non solo importante ma anche straordinario. Entriamo nelle sfide del futuro, lo facciamo con un urbanista e paesaggista che è il dottor Paolo Castelnovi, che invito qui. Vorrei ricordare che Castelnovi è stato consulente, ha collaborato alla stesura dell'ultimo PUP, quindi conosce molto bene le tematiche trentine che ha studiato per molti anni e è animatore dell'associazione Landscape 4 che appunto, lo dice la parola stessa, si occupa del paesaggio. Prego. Mi tocca di fare un punto sulle prospettive dell'agricoltura, a me che non sono agricoltore e che mi sono occupato di un piano urbanistico come di altri piani di altri territori, cercando di leggere le varie risorse del territorio, tra cui l'agricoltura. Mi sembra che questo punto di vista forse possa interessarvi, perché il ruolo che dentro il PUP ha avuto l'agricoltura promette bene, secondo noi. Forse più che non l'agricoltura è il sistema rurale quello che è più interessante per il PUP. Cioè nel sistema rurale riconosciamo sì l'apparato produttivo, ma anche il fatto che si abita sul territorio, si è radicati, si ha una collaborazione forte tra il proprio sistema di abitare, il proprio progetto di vita e il sistema produttivo. E la caratteristica di questa convivenza, diciamo, tra il progetto di vita e il sistema produttivo è che l'agricoltura a oggi è il luogo dove le imprese sono ancora in grado di fare progetti lunghi, di fare progetti collettivi, di inserirsi in prospettive strategiche che sono quelle fondamentali per il governo del territorio, che governa dei cambiamenti epocali sempre, e l'agricoltura di tutti i sistemi produttivi e insediativi è quella che ha la maggiore solidità, ha la maggiore capacità di investire in un progetto di grande portata e di lungo periodo. In questo senso l'agricoltura si è dimostrata essere anche resiliente, cioè ha resistito alle mode. Quando ha investito in progetti di cambiamento, e come si sono fatti, lo si è visto nelle immagini precedenti, la ricerca del cambiamento è una ricerca sempre controllata, sempre di un investimento che cerca di vedere man mano che si va avanti come si può evolvere al meglio. Tutti questi sono i requisiti del progetto sostenibile che chi come noi si occupa di governo del territorio cerca in ogni caso di trovare, perché di fatto nel nostro PUP, quello che abbiamo redatto nell'ultima versione, è nel sistema rurale che noi abbiamo riconosciuto gli elementi di sostenibilità, di capacità di governare in modo equilibrato il territorio, più che non in quello urbano, più che non in quello di settore, del turismo, dei servizi e ancor più ovviamente che di quello industriale, che ha una serie di residui negativi che tutti conosciamo. Nel PUP ha uno sguardo che guarda tutti gli altri piani territoriali delle varie regioni e province d'Italia. Le strategie di sviluppo sostenibile si sono davvero definite in un modo attuabile e non campate per aria, proprio perché l'agricoltura ha dato un aggancio forte alle capacità operative delle persone. È importantissimo il ragionamento che ha fatto in conclusione del suo intervento l'assessore, che alla fine poi parliamo di risorse, parliamo di elementi, di cose, ma alla fine il soggetto principale sono le persone, anche dei progetti di sviluppo, anche dei piani. Allora è nell'agricoltura che nel primo piano di sviluppo si sono incontrate le capacità per
ottenere l'obiettivo fondamentale del primo piano urbanistico, scusate, per ottenere l'obiettivo fondamentale di ridurre l'abbandono della montagna. È nel sistema rurale nel suo complesso e nell'agricoltura come sistema produttivo dentro il sistema rurale. È accompagnandosi con l'agricoltura che si sono cercati gli equilibri ambientali nel secondo PUP, che aveva come obiettivo quello di un maggiore riequilibrio ambientale. È con il terzo PUP nell'agricoltura, nel sistema rurale, che abbiamo trovato una chiave di lettura dei valori del paesaggio da portare avanti e da mantenere. Il ruolo degli operatori del sistema rurale ha dato al PUP la base concreta e operativa su cui poter contare. Non è da poco, vi ripeto, vengo da molti altri piani, non sono mai riuscito a trovare un aggancio con le operazioni, con la condivisione delle attività da fare, come quello che è avvenuto con il PUP e che ho visto essere avvenuto anche precedentemente all'ultimo, proprio perché c'è un radicamento delle attività e dei progetti di vita sul territorio, molto distribuito. Adesso il futuro. Secondo noi il PUP in questo momento è il piano territoriale più interessante che ci sia in Italia. Le sfide per il futuro, soprattutto per l'agricoltura, probabilmente sono di evoluzione interna, di vincere delle battaglie che internamente, non contro dei nemici esterni, si possono ancora fare. Si può contare sulle capacità operative di partecipazione. Allora, un primo lavoro è da fare proprio all'interno delle strategie per rendere più forte, consolidare il sistema rurale. Tenete conto che noi veniamo da un sistema rurale che 50 anni fa era debolissimo, che 30 anni fa era in via di ricomposizione e che oggi è solido ma è giovane rispetto ad una crisi fortissima che c'è stata nei nostri padri, diciamo così. Le curve degli occupati che sono state individuate corrispondono a delle curve di abbandono della montagna. Il Trentino è l'unica provincia delle Alpi, insieme abbastanza all'Alto Adige, che ha visto il processo di abbandono fermarsi già una quindicina, ventina di anni fa e oggi avere una diffusa stabilità demografica nel territorio. Nelle altre province alpine questo non avviene, sta continuando il degrado e si sta arrivando in alcuni luoghi, alcune province, allo spopolamento di tutta la parte montana. Allora, prendere come riferimento gli elementi, il know-how, la tradizione con cui si sono trovate le risorse per risollevarsi da questa direzione, probabilmente è punto di fondo per il prossimo lavoro di governo del territorio. In generale, penso alla tradizione dei beni comuni e di gestione delle risorse primarie che c'è nel Trentino, basata sull'uso delle comunità, l'uso economico delle risorse comuni. Il tema della qualità della vita degli abitanti che sono distribuiti sul territorio. Qua sono stati fatti investimenti massicci che da altre parti non sono stati fatti, ma soprattutto c'è stata una rispondenza forte. Le comunità locali sono forti, sono radicate, non sono appese a un chiodo, sono ormai, anche con questi investimenti in servizi, in infrastrutture, eccetera, sono ormai una struttura potente sul territorio e questo è un indicatore forte per il futuro. Ci sono i temi dell'economia post-industriale, la crisi dell'industria è irreversibile. In Trentino ci se ne sta accorgendo abbastanza, diciamo, per tempo confronto ad altri luoghi dove si continua a investire lì, ma sicuramente si sta trovando un modo di occupazione, lo dimostrano quei grafici che sono stati indicati prima, un modo di occupazione solida, relegata al territorio molto più che all'industria. Allora, gli equilibri
nuovi che si stanno cercando sono legati ad una modalità che nel mondo dell'agricoltura secondo noi è stata sperimentata ed è positiva. Abbiamo tutto da imparare, per noi che non siamo agricoltori, da quello che sta succedendo nel sistema dell'agricoltura. Ecco, se posso dire, forse la parte che è più indietro è quella programmatoria e organizzativa. Il programma di sviluppo rurale, che è uno strumento importantissimo, meno male che esiste e meno male che serve da cinghia di trasmissione fra le politiche agricole generali e i luoghi e i territori locali, sicuramente ha tutte le premesse per diventare più in generale un programma di sviluppo non soltanto rurale, ma di tutto il territorio, di tutta la provincia. Un secondo tema, estendere i caratteri del sistema rurale al sistema urbano. Ecco, questo è un modello di equilibrio dinamico, quello che si sta verificando nei territori non urbani del Trentino, che andrebbe applicato ai contesti urbanizzati. Il Trentino soffre relativamente poco del problema delle periferie, che invece affligge buona parte del territorio di pianura, ma comunque anche in Trentino, nei fondovalle, in certe zone turistiche cresciute male, c'è una presenza di una logica urbanizzativa. Io mi hanno qualificato come urbanista, ma in realtà sono un urbanista pentito, perché la logica dell'urbanistica non è equilibrata, non è sostenibile. La logica dell'urbanistica va corretta alla luce dei progetti lunghi che attraverso l'agricoltura è possibile oggi sperimentare, attraverso l'agricoltura e il sistema rurale nel suo complesso. Quindi la prospettiva di integrazione fra i due sistemi abitativi, quello prevalentemente urbano e quello prevalentemente rurale, è una prospettiva che va agita non tanto dalla parte della città, che dovrebbe imparare dei modelli nuovi, ma va prospettata dalla parte di chi abita in piccoli centri, in nuclei che servono a rete, che sono serviti e che servono a rete e che probabilmente nei prossimi anni costituiranno la parte più solida, più sostenibile, con la qualità della vita migliore rispetto a quella delle aree urbane. Allora, quali sono le regole che ci state insegnando? Intanto un uso sobrio e riproducibile delle risorse. L'agricoltura ha dentro di sé la riproducibilità, l'industria no, la città no. L'impronta ambientale della città porta a consumare di più di quello che si è in grado di contenere. L'economia circolare, cioè il riuso e la capacità di dare valore economico all'intero processo produttivo, quindi anche a quello che tradizionalmente nell'economia industriale è chiamato rifiuto, è un altro degli elementi che in agricoltura è importantissimo e che può insegnare all'intero territorio a come andare avanti. Ho quasi finito. E poi c'è un tema su cui credo non vi rendiate conto della potenza che c'è in gioco, che è la forza che c'è stata in Trentino di mettere in moto dei processi partecipativi, non fasulli, non tanto per consultarci, non tanto per avere delle approvazioni ex post, ma lavorandoci sopra. Il Trentino ha l'unica scuola di educazione al paesaggio che da 15 anni? 10? Da 10 anni sta lavorando con tutte le comunità e con tutti i tecnici e con tutti i giovani, con tutti. Cioè, io stesso ho partecipato, ero incredulo davanti all'interesse complessivo che questa cosa mette in moto per una educazione al paesaggio che è una cosa molto complessa, perché non siamo più abituati, le nostre culture non sono più quelle del sistema rurale, sono quelle del sistema rurale molto imbastardite da culture da cittadini, da culture da chi prende dei valori diversi e li porta sul territorio in maniera coloniale. Fare il turismo oggi è una cosa diversa da quella che vorremmo, cioè oggi, fare il turismo fino a ieri. Probabilmente in futuro
anche col vostro modello è possibile migliorare anche questa direzione. Insomma, concludo e taglio perché il tempo che mi hanno dato è brevissimo. Io vi propongo questo. Diteci che il prossimo PUP non si chiamerà più Piano Urbanistico Provinciale. Diteci che c'è qualcosa da dire a partire dal territorio rurale. Ad esempio, chiamiamolo Piano Territoriale di Sviluppo Equilibrato. Grazie. Grazie professor Castelnovi anche per la sua chiarezza di comunicare i contenuti, i valori dell'urbanistica, insomma, a tutti noi appunto, con questa chiarezza. Io a questo punto inviterei qui sul palco per le comunicazioni Elisabetta Foradori assieme a Pietro Nervi, Michele Odorizzi e Annibale Salsa. Se vogliono accomodarsi qua, uno alla volta vi invito sul palco. Vorrei ricordare che c'è la diretta streaming sul sito della Provincia Autonoma di Trento. Prego, prego, accomodatevi intanto. Prego, prego, prego. Anche perché poi sarà possibile interagire con gli ospiti ponendo magari delle domande attraverso l'SMS o WhatsApp a questo numero che vedete 340 31 65 379 e magari io provvedo poi a comunicarlo, no, ai nostri relatori. Pietro, vorrei chiederti se puoi intervenire tu all'inizio. Sì, prego. Pietro Nervi è stato chiamato in causa da Castelnovi prima indirettamente perché è il più grande esperto di usi civici, di proprietà collettive in Trentino e devo dire che è anche il più grande difensore, ecco, di questi beni collettivi alle volte dimenticati e quindi ci ha sempre richiamato alla responsabilità, diciamo, della nostra comunità nella preservazione, nella coltivazione, nel presidio della montagna. E ha una lunga storia anche in queste sale perché per 20 anni, oltre che insegnare economia nelle facoltà in città a Trento, ha insegnato qui all'Istituto Agrario per 20 anni, è stato anche presidente dell'allora Istituto Agrario. Ecco Pietro, anche l'assessore ha ricordato la tua collaborazione al piano urbanistico, al primo piano urbanistico, so che il tempo è tiranno, ma le domande potrebbero essere queste. Allora, quali erano le idee forti di quel PUP, quali le idee di sviluppo e all'interno di queste idee di sviluppo l'agricoltura quale ruolo occupava? Sì, grazie per avermi chiamato qui in tanti autorevoli più di me in questo momento. E parto dal primo piano urbanistico che si è concluso con il 64, perché poi c'è stata la versione 66 già politica della giunta, essenzialmente della giunta provinciale, e poi il terzo del 68 quando si è arrivati all'approvazione. Quindi io mi fermo alla prima parte. Tenete presente che la pianificazione urbanistica, come si chiamava allora, parte nel Trentino 5 anni dopo le Olimpiadi di Cortina. Quindi lo sviluppo del Trentino risente molto di quella esperienza. Tant'è vero che, parlando per individuare almeno i tempi che venivano assegnati a una certa programmazione, si diceva all'inizio del 61, giugno 61, noi cerchiamo di avere le Olimpiadi invernali del 90 in Trentino Alto Adige. Quindi l'obiettivo era trentennale, ecco il primo discorso che abbiamo fatto. Questo va richiamato oggi, problema del tempo, nella previsione, perché il concetto di tempo oggi, come il concetto di spazio, non sono più quelli degli anni 60.
Oggi lo spazio è dilatato rispetto a allora i confini, quella linea immaginaria che separa le istituzioni, e quindi i territori, eccetera, non hanno più lo stesso significato di allora, e lo stesso vale per il concetto di tempo. Il tempo degli anni 60 era il tempo dell'agricoltura. Oggi i tempi sono quelli del capitale molto ristretti e dell'ambiente molto più lunghi di quelli della stessa agricoltura. L'obiettivo trentino si contrapponeva all'obiettivo della pianificazione lombarda con perché poi le persone erano quasi le stesse che lavoravano nella pianificazione dell'ILSES di Milano e dell'IRES di Torino, con alcuni, me compreso, che poi sono venuti e io poi sono rimasto anche a Trento. Ecco. Mentre il concetto di pianificazione urbanistica Torino e Milano vedevano prevalere gli interessi urbani, a Trento il presidente Kessler contrappone la campagna urbanizzata. Quindi un concetto, se posso dire, avanzato di allora, nel senso che contraddiceva lo sviluppo a macchia d'olio, quindi dalla città verso la periferia, quasi un procedimento inverso. Lo sviluppo deve partire dalla periferia per raggiungere la città. E qui chi studia la storia di quel periodo capisce anche il dibattito politico che dietro al contenuto del piano urbanistico si è venuto a creare. Molto materiale elaborato in quella sede purtroppo è andato distrutto con l'alluvione del 66, quindi non si trova più il materiale dattiloscritto molto, ma già qualcosa a stampa che allora era stato prodotto. Una seduta a Fiume, a Casa Boist, a Torbole, dove le grandi strategie, non solo territoriali ma anche finanziarie che stavano dietro, erano state poi parzialmente definite. Quindi concetto fondamentale proprio di partenza nella pianificazione trentina è stato il concetto di territorio, di cui si scontravano due filoni, essenzialmente l'urbanista e l'economista generale, dove il territorio era considerato il supporto delle attività produttive. Un'altra parte è quella che oggi si chiamerebbero i territorialisti, a cui appartenevo io perché venivo da scienza agraria io, quindi, eccetera. Consideravamo invece il territorio un'estensione di terreno alle dipendenze di un'istituzione, che fosse la famiglia, il villaggio, qui interessante a Trento, l'ASUC, tanto per dare un nome, oppure l'istituzione pubblica. Ecco, quindi tre visioni, il privato, il collettivo e il pubblico. Ora, questo che cosa ha comportato? Ha comportato la necessità di considerare il territorio sotto, dal mio punto di vista, tre profili, perché allora sì, era una base territoriale di risorse naturali, ma era il territorio anche un fattore di produzione e produzione generalmente in termini di merci o di energie, ma soprattutto era anche produttore di servizi naturali finali. Oggi siamo più in grado di definire questi aspetti che allora erano non così ben definiti come sono oggi. Oggi chiameremmo utilità che provengono da un territorio, che sono sì utilità di produzione,
ma sono utilità di regolazione degli equilibri ecologici, sono le utilità di habitat. Non a caso nei mesi scorsi avete avvertito la lotta tra l'orso e l'uomo, una contesa sul territorio, poi in definitiva. E il quarto punto, quello che interessa stasera qui, le utilità di attrazione. Ma dietro le utilità di attrazione non è solo il paesaggio, è l'informazione culturale che dal paesaggio si dovrebbe riuscire a richiamare, perché nel paesaggio poi, in queste funzioni attrattive, non c'è solo il turismo, ma ci sono anche gli aspetti simbolici di cui abbiamo sentito parlare molto bene dal professor che mi ha preceduto. Allora, che cosa dobbiamo ricavare da quell'esperienza letta oggi? A mio parere, sì, il paesaggio come sinergia tra l'uomo e la natura, quindi un abbinamento in questo contesto montano molto stretto. Però qui occorre fare attenzione, perché in questo rapporto uomo-natura ci stanno tutte quelle utilità che ho detto prima, ma si dimentica facilmente oggi il terreno agrario, cioè quello che un tempo si chiamava la fertilità della terra, perché il terreno non è solo quello di supporto, dà supporto alle piante, ma le piante hanno bisogno che le radici affondino in un terreno fertile. E quindi qui oggi occorre dire che quel rapporto uomo-natura si presenta con 4 profili molto interessanti da seguire, perché c'è il profilo del distruttore, della capacità produttiva del terreno e quindi tutte quelle utilità che ho delineato. C'è un altro profilo che è quello del parassita, che ci sta e prende quello che gli pare, ma pensa solo a se stesso. C'è una figura già molto più interessante che è quella del commensale, dove dialoga con la natura. Io ho sentito, ecco, sono uno di quelli che ha contribuito a pubblicare il volume Il bosco edule, o edule come sarebbe più corretto dire, cioè mangereccio. Ecco, quindi non solo il paesaggio, ma il bosco che si mangia. Ho finito. E occorre invece, e io condivido l'impostazione della permanenza delle persone in montagna, il simbionte. L'aspirazione del programmatore deve essere che in questi territori in pendenza la popolazione sia sì commensale con il suo territorio, ma soprattutto ne sia simbionte, perché partecipa alla stessa produzione. Ecco, e qui l'altra figura, come dicevo, si faceva perno sul turismo come attività produttiva, attività produttiva perché era consumo di esteri sul luogo della produzione, quindi corrispondeva ad una esportazione il turismo dal punto di vista economico, ma oggi dobbiamo dire che la persona che entra in un territorio come turista è diverso da quella persona che è visitatore, perché il turista passa, coglie l'attimo fuggente, gli piace o meno, il visitatore è invece curioso. Quindi la programmazione tenga conto degli elementi simbolici, sì,
ma per trasformare il turista in visitatore. Grazie. Restiamo qui che magari poi rispondiamo a qualche domanda se arriva. E darei la parola ad Annibale Salsa, anche perché vorremmo chiedergli un ragionamento di prospettiva su quale sarà, ecco, l'agricoltura di montagna nei prossimi anni. Ma diciamo che è stato già in qualche modo indicato da chi mi ha preceduto. Ci sono le condizioni potenziali per pensare ad un avvenire, non a un futuro dell'agricoltura. L'avvenire è ai piedi per terra, il futuro invece talvolta viaggia su posizioni un po' eteree. E quindi ci sono le condizioni che non abbiamo da tanto tempo. In qualche modo gli anni 90 e soprattutto gli anni 2000 hanno segnato e segnano uno spartiacque cronologico, cioè una presa di coscienza dell'agricoltura come valore forte. Caro Assessore Carlo Daldós, io non mi meraviglio affatto che tu a Roma abbia sentito prendere in scarsa considerazione. Questo rispecchia il paradigma della società italiana, dove l'agricoltura è sempre stata percepita e rappresentata come un'attività subalterna nei confronti di una cultura egemone che era fondamentalmente antiagricola. Questo è un paradigma antropologico, quindi non c'è da meravigliarsi. E non c'è da meravigliarsi se il Trentino e il Sudtirolo viaggiano su posizioni diverse, perché rispecchiano dei modelli culturali che sono diversi da quelli delle altre regioni italiane. Quindi il problema è culturale. Cultura e cultura, no? Viaggiano in qualche modo di pari passo. Ci vuole una grande presa di coscienza. Bisogna cambiare il rapporto tra egemonia e subalternità, cioè fare in modo che l'agricoltura diventi egemone come cultura, come fatto culturale, prima ancora che culturale. Segre, no? Commentava in qualche modo quell'aforisma di Mervyn Harris, vero? Del buono da mangiare, buono da vedere, e dell'altro di Lévi-Strauss, buono da pensare, buono da mangiare. Cosa vuol dire che è buono da pensare prima e buono da mangiare poi? Che l'atto del mangiare non è un atto semplicemente fisico, ma è mentale, quindi è culturale. C'è un a priori mentale, un a priori culturale che fonda l'appetibilità del cibo, così come fonda l'appetibilità del paesaggio, così come fonda l'appetibilità dell'ambiente. E ora noi dobbiamo fare i conti con questa realtà, non limitarci solo a valutazioni di carattere tecnicistico, ma tenere conto del fattore culturale, perché quello condiziona in maniera forte il comportamento di consumo della gente. E quindi bisogna che l'agricoltura ritorni, ecco il segnale nuovo che a partire dagli anni 2000 va delineandosi, che l'agricoltura riprenda una posizione forte che in Italia non ha mai avuto, no? Ma che in qualche modo la riposizioni e la ricollochi al centro di un interesse nuovo, che la lega non solo al fatto tecnicistico produttivo, fondamentale, perché senza sostegno economico, io sapete che sono contrario al giardiniere della montagna, cioè l'agricoltura di montagna deve essere redditizia come qualsiasi altra attività economica, perché in Svizzera anni fa si parlava dei giardinieri della montagna, cioè assistiti per creare un bel parco giardino, non è quella la strada, no? Adesso si va in un'altra direzione, l'agricoltura è un'attività economica, però un'attività economica che ha una forte connotazione culturale. È su questa che bisogna lavorare, perché il futuro dell'agricoltura deve cambiare nella percezione di chi vive sul territorio, di chi lavora sul terreno. Territorio è una categoria socio-antropologica, il terreno è una categoria pedologica, fisica, ma deve lavorare anche sul visitatore, come diceva Pietro Nervi, sul visitatore. E il visitatore deve venire a osservare il paesaggio e capire che l'agricoltura è un elemento costruttivo del paesaggio,
come dice De Barbieu, il sociologo svizzero ginevrino De Barbieu, no? Dice i contadini di montagna sono costruttori di montanità, sono costruttori di paesaggio. Questo è l'elemento importante. E il paesaggio richiama la relazione bionivoca uomo-natura. Se noi lasciamo andare la natura a se stessa, andiamo verso quello che oggi è uno spettro, cioè il reinselvatichimento, il cosiddetto rewilding, che deve preoccupare molto, perché se andiamo verso il rewilding, e questo è il problema del conflitto tra egemonie culturali, se andiamo in quella direzione, che è una direzione urbanocentrica, metropolitana, dove la natura viene idealizzata, non viene rappresentata nella sua dimensione e nella sua connotazione sociale. Allora, se andiamo in quella direzione, è finita la montagna, è finita la presenza dell'uomo in montagna, è finita l'agricoltura in montagna, è finito l'allevamento in montagna, è finito il pascolo vagante. E quindi stiamo molto attenti, perché questo è il grande rischio. Le grandi masse urbane che vanno negli ambienti, è vero, di montagna, così come in altri ambienti, è vero, pensano al deserto verde, ma il deserto verde è una sconfitta per l'agricoltura ed è una sconfitta per la società. Grazie. Grazie Annibale. Il professor Castelnovi si è soffermato prima su un concetto, un punto di svolta, come se la città dovesse, adesso mi esprimo con un linguaggio diverso, imparare a pianificare dalla campagna. No? Coglievo un po' questo ragionamento. Bene, allora cerchiamo di capire quale valore, quale importanza ha il paesaggio nell'economia agricola e cosa stiamo imparando, ecco, dagli operatori che sul campo si misurano tutti i giorni col tema del paesaggio, facendo di questo un investimento e un tratto anche distintivo della loro attività. Ecco, io vorrei appunto invitare Elisabetta Foradori a portarci la sua esperienza di come vive e cosa ci sta insegnando, insomma, ecco, il paesaggio viticolo in questo momento storico. Vi ringrazio per avermi chiamata. Io parto da una bella frase del professore Nervi, le funzioni attrattive del paesaggio e che cosa significa oggi l'agricoltura trentina per il turista che arriva e vive un'esperienza qui. E inserisco un altro elemento che è quello della verità, cioè la verità che soddisfa. Cioè io turista arrivo in una regione che mi viene, come dire, venduta o descritta come una regione salubre, pulita, dove ci sono dei contadini felici, dove posso stare bene, camminare nei boschi, mangiare del cibo sano. E questa percezione va però tradotta in cose concrete e reali e purtroppo, questo forse sarà un po' cruda, ma il Trentino e l'Alto Adige hanno la quantità di pesticidi ettaro anno più alta d'Italia, 42 kg di pesticidi ettaro all'anno. Ci sono solo le serre di Vittoria in Sicilia che hanno una quantità così alta di pesticidi. Ora, questo entriamo in un campo abbastanza pericoloso per mantenere, come dire, fede alla parola verità. La monocultura è, almeno nel fondovalle, un grande problema che genera anche un'agricoltura poco sana. I pascoli, la zootecnia, sì, è vero, importante, sono rimaste persone in montagna, ma il modo in cui è stata affrontata anche il comparto zootecnico in questi anni non ha dato sicuramente dei frutti a livello proprio gustativo e qualitativo, diciamo, all'altezza di questa parola verità. Che cosa fare? Io non lo so. Io ho un'esperienza piccola di un'azienda vitivinicola che ha cercato, in un contesto difficile, perché io sono in campo rotagliano, quindi nella monocultura, in una situazione anche urbanisticamente pesante, di cambiare rotta e di portare dentro il bicchiere, la mia bottiglia di vino, un messaggio di verità, con i fatti, cioè praticando un'agricoltura più sana
e nel mio piccolo cercando di rendere attrattivo il paesaggio, piantando siepi, cercando di creare sinergie con contadini che la pensavano come me, facendo gruppo, introducendo gli animali in azienda, portando nel mondo, noi esportiamo più del 70%, il messaggio di un vino sano e salubre. E questo mi auguro per i prossimi 50 anni del Trentino. Vorrei poter avere dei contadini che riprendono coscienza della loro capacità di essere imprenditori, dei contadini che soprattutto trasformino e non solo vendano le proprie mele o la propria uva a un terzo soggetto, e attraverso la trasformazione e mettendo l'anima di quello che fanno portare la verità nei prodotti che poi andranno a offrire a questo turista che avrà delle domande sempre più precise, è sempre più attento e giustamente vuole vivere un'esperienza dei sensi che non sia solo mangiarsi un pezzo di pane o bersi un bicchiere di vino, ma un qualcosa che sia completo, che lo porti anche a un livello di benessere mentale, spirituale diverso. E in questa possibile trasformazione l'uomo è determinante, quindi la coscienza contadina che in qualche modo dovrebbe ritornare e che dovrebbe ritornare, io credo non è la politica, non sono le istituzioni che la fanno ritornare dentro le persone, ma è un atto di coraggio e un atto di amore verso il proprio territorio. Questo è quello che ha mosso la mia esperienza. Tutto quello che abbiamo è tanto, c'è tanta disponibilità di denaro, c'è stato un grande aiuto ai contadini e sicuramente la parte economica è fondamentale, ma in questa direzione, nella direzione del Trentino di oggi, credo la verità non esce e non uscirà, quindi i prossimi anni saranno anni di, credo, mi auspico, grande presa di coscienza e soprattutto un guardarsi dentro e capire che così non credo si possa andare più avanti. E di conseguenza il paesarmo si trasformerà, perché con un agricoltore cosciente e attento si trasforma il paesaggio. C'è bisogno di molta attenzione su quello che sono anche le fotografie. L'agricoltura di oggi, appunto, con questa monocultura ha deturpato molto. Attenti alle bonifiche, non tirate giù i muretti, fate sì che gli agricoltori siano aiutati a mantenerlo il paesaggio e non a deturparlo. La scuola, mi piacerebbe che in questa scuola non si insegnasse solo un tipo di agricoltura, se ne insegnassero 2, 3 e poi sia il giovane a scegliere. Sono tante piccole cose che piano piano potrebbero portare ad una presa di coscienza diversa e credo a un Trentino sicuramente migliore. Grazie. Grazie. Veniamo all'esperienza di Melinda con il suo presidente Michele Odorizzi, che ci parla del rapporto tra l'attività frutticola e il paesaggio. Vorrei ricordare che la Valle di Nona è anche un grande distretto turistico, è anche la patria del Trentin-Grana, quindi è il più grande sistema agricolo che abbiamo nella nostra provincia, e cerchiamo appunto di capire come ci si rapporta a questa questione del paesaggio, sapendo che lì opera da diversi anni la Strada della Mela e dei Sapori, che rappresenta un grande punto di alleanza, di comunicazione, di collaborazione tra settori diversi, e con le manifestazioni che hanno dato molto successo in questi anni anche alla vostra frutticoltura. Ecco, cerchiamo di capire come considerate il paesaggio nella vostra strategia. Certo, grazie, buonasera, un saluto a tutti gli intervenuti che vedo con piacere numerosi. Che devo dire? Forse parto dal fatto che c'erano anche in sala persone più autorevoli per affrontare questo tema del sottoscritto, ma evidentemente se gli organizzatori mi hanno scelto, provo un po' a dare il mio piccolo contributo su questo tema. Ecco, il tema sicuramente è stimolante, parlare di agricoltura e di territorio,
l'occasione anche quella del 50° dell'approvazione del primo piano urbanistico, e quindi questo ci fa riflettere, come diceva prima Dal Dos, un po' sulle radici, ma traguardando poi anche quello che è il futuro, e questo utilizzato come strumento che guida i cambiamenti del territorio, certamente organizzando lo sviluppo urbanistico, ma soprattutto che sia in sintonia e con la tutela del paesaggio e dell'ambiente. Questo dovrebbe essere un po' la chiave per traguardare un po' questo. Si riparte rilanciando un po' questa sfida per il futuro, uno sviluppo economico, prima di tutto in primis, come si diceva, sociale, che sia compatibile poi con le esigenze del territorio e del paesaggio, fatto in maniera sostenibile. Questo potrebbe essere un po' la mission declinata anche per quella che è chi poi si occuperà, per la politica, tanto per non... Potrebbe essere questo il primo focus. Beh, guardando un po' dietro, di sicuro la nostra agricoltura nasce come un'agricoltura di sussistenza, praticata soprattutto quasi esclusivamente per soddisfare i fabbisogni familiari. Mi è piaciuto molto il paragone che ha portato il professor Ferrandi, con il quale condivido anche qualche passione in comune e che saluto volentieri. L'evoluzione, lui diceva, della figura di contadino multifunzionale alla specializzazione. È evidente che questa evoluzione nel tempo ha portato a far sì che comunque, essendo comunque l'attività dell'agricoltore quella che poi imprime un'impronta sul territorio, ha fatto sì che questo si modifichi anche in funzione evidentemente dell'antropizzazione di questo, ed è penso normale. È insito, appunto come dicevo, le nostre valli sono antropizzate e l'uomo ne ha modellato lungo il tempo, ne ha modellato il paesaggio, ne ha modellato il territorio proprio in funzione di quella che è stata l'evoluzione, cioè siamo partiti da un'agricoltura di sostentamento e siamo evoluti verso un'agricoltura specializzata con le forme attuali che conosciamo, anche abbastanza spinte di coltivazione e comunque di forme di allevamento, ma questo io non lo vedo come un'accezione negativa, lo vedo come un'evoluzione naturale, cioè l'uomo evolve, le tecniche evolvono e questo è un passaggio, diciamo così, che è naturale. D'altronde è l'attenzione e la cura che l'agricoltore dedica al territorio, sono questi poi gli elementi che alla fin fine ne fanno la bellezza e la distintività. Se non ci fosse l'attività agricola, probabilmente con lo sfalcio dei prati, con la regimazione delle acque, qualche problema in più ce lo avremmo. E non a caso forse il Trentino, da questi eventi calamitosi che si ripropongono sempre più frequenti, ne esce quantomeno meglio rispetto al resto d'Italia, probabilmente proprio perché la montagna o le terre alte sono ancora vissute e curate, e dobbiamo far sì che queste rimangano anche in futuro. Ecco. Arrivando un po' al dunque, io se volevo trovare la condivisione di questa assemblea potevo portare degli esempi positivi di Consorzio Melinda, potevo parlare di Ipogeo, quale strumento che ha, diciamo così, valorizzato il paesaggio, ha tolto urbanizzazione al paesaggio e l'ha portato in luogo dove non pregiudica, diciamo così, l'estetica o comunque la bellezza. Potevo parlare anche del progetto della Carta dei terreni. Prima il professor Nervi ha parlato dell'importanza del terreno quale elemento anche del suolo proprio. Noi già 10 anni fa
in tempi non sospetti abbiamo lanciato, pensi, primi in Trentino, questo tipo di studio facendo una carta dei suoli dettagliata a livello proprio di singole unità di coltivazione. Questa l'abbiamo, dobbiamo capire poi come utilizzarla, come metterla bene in pratica per mettere a frutto anche questo strumento. Avrei potuto anche parlare di fico, qui c'è il professor Segre che adesso non vedo, che è un po' l'ideatore di questa fabbrica italiana contadina. Consorzio Melinda è stato scelto da Fico e da Oscar Farinetti a rappresentare quella che è la biodiversità del mondo della mela in Italia quantomeno, e noi saremo lì testimonial di questo. Ma di questo non voglio soffermarmi più di tanto, perché questo sarebbe un conquistare facilmente la platea. Invece volevo soffermarmi su eventuali punti di criticità che vedo nel futuro, nell'interazione della nostra attività sul territorio. E qui, cioè, anche per brevità vado per flash, però certamente dobbiamo trarre una lezione, prima cosa, dagli eventi succeduti quest'anno, gli eventi calamitosi, gelate, grandinate, eccetera, per dire che dobbiamo analizzare il territorio ed analizzare la rischiosità rispetto a questi eventi su base storica, per riuscire anche lì a mappare un po' quelle che sono le zone più a rischio, anche perché c'è necessità comunque di adottare dei mezzi attivi per difenderci da queste calamità, evidentemente incrociando il tutto con dei siti di valenza naturalistica piuttosto che ambientalistica da preservare, però non dobbiamo comunque dimenticarci che alla fine, se vogliamo garantire la permanenza sul territorio, dobbiamo garantire comunque che ci sia sostenibilità nella produzione. Questo è un primo flash che lancio. Il secondo è che dobbiamo trovare, cioè stiamo pensando ad un progetto di completamento delle piste ciclabili in Trentino. Questo è il secondo spunto che voglio lanciare. Qui il tema è importante, sappiamo che la mobilità sostenibile, sappiamo che è un veicolo sicuramente per il territorio, per l'attrattività. Dobbiamo però far sì che questi comunque possano interagire in maniera positiva con chi sul territorio lavora, magari non guardando strettamente alla progettazione in chiave economica per risparmiare un qualcosa, si fanno dei percorsi che poi vanno ad impattare sull'attività di chi lavora sul territorio. Vediamo un po' di sincronizzarci e di riuscire a creare dei percorsi che valorizzino il territorio, magari utilizzando dei bei itinerari che ci sono ai margini anche dell'attività, e questo penso che contribuisca comunque a dare valore, ecco, all'attività e al territorio. Il terzo punto che voglio lasciare è legato un po' anche, questo è un compito degli urbanisti, al recupero degli edifici rurali nei centri storici. Stiamo vivendo, ma già da diversi anni, ad aggressione di territorio, secondo me ingiustificata, spopolando e svuotando quelli che sono i centri storici, solamente magari per norme strettamente urbanistiche che impediscono poi la fruizione di questi edifici a fini agricoli, diciamo così. È impedito all'agricoltore di utilizzare, e per cui se ne va dove ha magari il terreno, ma questo non va bene, dobbiamo ripensare togliendo un po' di vincoli, preservando sì quegli edifici che hanno reale valore storico, ma non possiamo pensare che tutti i centri storici di tutto il Trentino abbiano una valenza storica, cioè dobbiamo anche lì fare un lavoro di discernimento. Ecco, l'altra cosa che mi sento di portare è relativa alla perdita di superficie coltivata che il Trentino ha, sono qualche migliaio di ettari negli ultimi 10 anni a favore del bosco. Il tema della perdita del prato pascolo, questo penso che sia un tema caro anche a chi si occupa di zootecnia,
ed è un tema che dobbiamo in qualche maniera affrontare, perché la perdita non è solo in parte anche legata all'urbanizzazione, ma questa è una cosa che comunque potremmo porre rimedio, potremmo quantomeno compensare quei terreni. Cioè, si sta parlando tanto di attività marginali, di coltivazioni, mi vengono in mente i cereali storici, piuttosto che utilizziamo magari quei terreni recuperati e persi dall'agricoltura per qualche progetto, diciamo così, tra virgolette, che sia anche appetibile dal punto di vista turistico, non solamente magari per attività agricola. Questo un altro flash, questo comunque consentirebbe anche di prevenire dissesti, cioè la montagna vissuta è una montagna che poi comunque regima le acque, che conserva il territorio, che lo vive e lo abita. Questi un po' gli spunti che mi sentivo di lanciare. Cioè queste problematiche devono essere vissute come intersettoriali, secondo me, non possiamo viverle a compartimenti stagni. Cioè, è un problema della comunità, del territorio. In qualche misura dobbiamo, come comunità, farcene carico idealmente. Ecco, non si lavora per un comparto, per un settore, stiamo lavorando per il Trentino. Ecco, questo è che mi sentivo di lanciare. Grazie. Bene, grazie ai nostri relatori. Chiamerei qui per il suo intervento l'assessore all'agricoltura Michele Dalla Piccola, che parlerà in questo caso appunto di urbanistica. No, io non so parlare di urbanistica, anche se in vero ai tempi dell'esperienza di sindaco me ne sono dovuto occupare, obtorto collo. No, io volevo raccontarvi qualcosa di simpatico, spero, che ci faccia riflettere, vista l'ora e anche visto il mio ruolo. E stavo pensando ad una metafora, un racconto che ci collegasse al ragionamento di oggi. E mi è venuto da un simpatico testo che sto leggendo ultimamente. Racconta di una storia di circa 12.000 anni fa, o giù di lì, dove i cacciatori, i raccoglitori di quella zona, siamo nella Mesopotamia di allora, si accorgono che dal fiume, portando al loro campo il residuo di una pianta che cresceva lungo il fiume, che poi si sarebbe scoperto chiamarsi grano, e perdendolo lungo la strada ricresceva velocemente se c'era umidità. E si sono resi conto che anziché andare a caccia e andare al fiume a raccogliere questa cosa, potevano smettere di andare a caccia e dedicarsi a cercare di replicare quella pianta. È più o meno, come si spiegano gli antropologi, sia successo il passaggio dalla fase nell'uomo di cacciatore-raccoglitore a uomo agricolo. 11.950 anni dopo questo fatto arriva in Trentino Bruno Kessler. Sì, sono successe delle cose nel frattempo, ovviamente lui ha avuto altre funzioni, sono capitati molti altri motivi, ma entrambi, gli uomini di allora e Bruno Kessler, hanno avuto una cosa in comune. Si fa sorridere l'asso temporale, è stato quello di cercare di mettersi d'accordo. Su che cosa? Su come utilizzare il terreno, perché si narra in questo testo come alla fine un po' le guerre si siano acutizzate nella fase di passaggio dalla caccia alla raccolta, perché in qualche modo la caccia c'è anche negli animali territoriali per scacciarsi dai territori di predazione gli uni degli altri, ma soprattutto nell'uomo è nata per difendere i territori agricoli, e quella stessa guerra fatta di archi e frecce allora era fatta invece di difficoltà di convivenza probabilmente nel Trentino di 50-60 anni fa, dove una crescita disordinata poteva in qualche maniera dare fastidio. La filosofia NIMBY non appartiene solo a un pensiero, a un movimento, appartiene a ciascun trentino. È ben po' però proprio chi arrenta al me. L'abbiamo presente tutti, no? Quando l'edificazione, quando la trasformazione, quando l'utilizzo di un bene proprio riguarda il proprio terreno,
dà molto meno fastidio che se questa stessa cosa avvenga nel terreno del vicino. È normale che sia così, ma la regolazione urbanistica è strutturata proprio per permettere la convivenza tra le persone e uno sviluppo armonioso affinché ciò che è utile a te non nuocia al tuo vicino. Di qui il resto del percorso. Regolare il paesaggio è stato un impegno, un obiettivo che tutto sommato è stato raggiunto, lo si è operato in equilibri di natura antropologica nella storia e via via in maniera più raffinata fino ad oggi è qui. Tutti comunque con un unico compito per quanto riguarda quello del terreno agricolo: produrre cibo, termine che piace, sostantivo che piace tanto al nostro presidente Andrea Segre, o da mangiar, come lo chiamiamo noi trentini. E in questo abbiamo assistito effettivamente a una sua funzione che negli anni è cambiata notevolmente e ha determinato anche l'appeal che l'utilizzo del terreno agricolo e chi faceva agricoltura generava poi nel resto della popolazione. Io forse l'ho proprio vissuto tutto questo range perché appartengo a quella generazione alimentata da chi aveva vissuto la guerra, da chi aveva vissuto la mancanza di cibo. Dunque innanzitutto per i nostri genitori, quella della mia generazione, l'importante è che ce ne fosse molto, quantomeno a sufficienza. La nonna, la mamma che le te dice, sì ben, ma se no altro, at magnà, lo sappiamo tutti, è una cosa che a quella generazione sta assolutamente a cuore e che a noi non viene in mente. Noi ai nostri figli non raccomandiamo at magnà, non è la prima cosa che ci viene in mente di raccomandare al nostro figlio. Poi arriva la generazione del sistema misura, il vita snella, le calorie, i punti, le diete, perché ci si accorge che a dar massa da mangiar poi ti vengono disturbi coronarici e tanti altri problemi. Dunque il valore per un certo periodo di tempo è l'apporto calorico corretto, giusto, possibilmente in riduzione. E poi ancora una trasformazione, questa è in questi ultimi anni, recentemente, che però quel cibo, sì, vabbè, non mi faccia ingrassare, ma a quello ok, ci sono arrivato, un certo equilibrio l'ho trovato, a questo punto però voglio sapere che questo cibo non mi faccia male. E allora ecco di lì un insieme filosofico di approccio alla produzione del cibo attraverso vari metodi che mi possano garantire la salubrità di quel cibo. Il processo durante il quale il cibo è diventato buono se prodotto secondo metodi biologici, secondo metodi assolutamente rispettosi della natura, secondo un sistema rispettoso innanzitutto della salute di chi lo vive. E di qui giustamente l'utilizzo certe volte strumentale, certe volte sincero, certe volte malizioso di propagandare questo come valore aggiunto. Durerà fino a quando ci sarà un certo tipo di cibo prodotto in un modo e un certo tipo prodotto in un altro. Di certo è comunque un'opportunità che alcuni possono cogliere, altri meno, a dire il vero anche in funzione del luogo dove vivono. A certe latitudini i raggi ultravioletti aiutano non poco a sterilizzare magari le foglie da qualche fungo, permettendoti di usare meno agrofarmaci. L'umidità meno presente con un'irrigazione artificiale fatta magari inquinando, però essenzialmente dove serve, lasciando secco tutto il resto, aiutano a non usare agrofarmaci. E quindi magari certe forme di coltivazione ad alcune latitudini sono molto più facilitate rispetto alla nostra, dove invece risulta più intelligente e più rispettoso utilizzare forme intermedie dove l'approccio scientifico ci permetta di utilizzare al meglio i farmaci che la scienza ci ha dato e magari risulta particolarmente utile fare quel tipo di ragionamento alle nostre latitudini, perché ogni agricoltura è figlia del territorio dove questa si esercita e non possiamo considerare che ci sia un'agricoltura per tutto il globo terrestre. Crescono
tonnellate di pomodori anche in Svezia ed in Norvegia, bruciando tonnellate di torba per tenere calde le serre. Magari sono biologici, prodotti utilizzando pochissimi agrofarmaci. Lì dentro non c'è niente e nelle dichiarazioni della Svezia e della Norvegia chissà che pochi chili di rame, di zolfo e di farmaci ci sono. Ma a che prezzo, ad esempio, per la loro atmosfera? A che prezzo per l'ecosistema quando avranno scavato, bruciato e eliminato in atmosfera tonnellate di anidride carbonica? Insomma, ogni processo ha un suo pregio ed un suo difetto. Detto questo, ciò che si deve cercare di tenere presente a questo punto è che tutto quello che noi operiamo abbia una sostenibilità, che è il quarto valore che è arrivato da attribuirsi al cibo oggi, perché a questo punto oggi a noi interessa non solo che non faccia male a noi, ma non faccia male neanche al territorio dove questo è prodotto. E così tutti ci preoccupiamo e siamo contenti, se produciamo cibo, di dire che lo abbiamo fatto senza nuocere al territorio. E chi compra ascolta e nella narrazione ne dà un valore molto importante. Tra tutti proprio il vino è forse l'elemento che più ha dovuto utilizzare questo strumento, perché ormai ci sono molti luoghi del mondo dove fanno vini buonissimi e l'elemento distintivo probabilmente è la narrazione che sta dietro a quel prodotto, di che cosa, di come questo vino sia stato prodotto, che approccio culturale, che storia, che ragionamento ci sia dietro. Allora piace questo meccanismo e noi lo dobbiamo assolutamente abbracciare, sostenere. Sostenibilità, bella abusata questa parola, è tanto facilmente utilizzabile quanto difficilmente praticabile. Significa per sempre. Vuol dire che quando io decido di fare quella cosa, se voglio arrivare all'obiettivo che questa sia sostenibile, devo poterla fare per sempre. E allora quando cominciamo a dire è sostenibile questo processo o posso fare questa cosa per sempre, probabilmente cominciamo a capire che ci sono due modi diversi di intenderla. In Trentino con alcuni settori ci abbiamo provato e io credo tutto sommato di poter spendere una parola che in uno tra tanti ci siamo forse anche riusciti, forse senza volerlo o forse perché era figlio del territorio dove viviamo, ma è andata così con lo sci e con l'annevamento artificiale, se ci pensate. Processo assolutamente fuori da ogni logica. Io faccio la neve a calendario quando decido io e indipendentemente dal meteo. Ma perché mi dici che questa cosa la puoi fare per sempre? Hai modificato l'ambiente, hai fatto delle cose, sì certo, ma attenzione, scende acqua dalle nostre montagne e io ho deciso di dividerla in tre parti. Una l'ho lasciata nel torrente con la norma dei deflussi minimi vitali per continuare a permettere per sempre la vita in quel torrente. Una parte l'ho turbinata per fare corrente elettrica e ne faccio tanta in Trentino, ne faccio il 110% di quello che mi serve, dunque ne avanzo anche da vendere. E con questa corrente faccio andare i cannoni e faccio andare gli impianti, quindi ricordiamoci che salgono in Trentino migliaia di persone e sciano migliaia di persone su centinaia di migliaia di metri cubi di neve senza aver emesso in atmosfera un grammo di anidride carbonica. La terza parte dell'acqua la fermo in quota in autunno nei bacini e poi scenderà a valle, tra l'altro più tardi di quanto prevederebbe il ciclo dell'acqua, quindi parzialmente correggo anche eventualmente un problema di natura meteorologica. E questo io potrò farlo per sempre? Se le cose stanno così, evidentemente sì. In agricoltura, applicando questo processo, non ci siamo ancora arrivati, abbiamo ancora qualche problema, però ci stiamo avvicinando, stiamo affinando la nostra tecnica, soprattutto per quanto riguarda l'approccio all'utilizzo dei farmaci che sono utilizzati sia in zootecnia sia in agricoltura, con tempi di carenza breve, con residui limitatissimi, con un'attenzione ovviamente anche all'economia, al sistema, a come funzioni il nostro Trentino, perché in effetti ci siamo costruiti in un modo non facile da scardinare. Insomma, fondamentalmente ci rendiamo conto, Carlo, l'argomento è centrato, il mio collega, è necessario programmare, altrimenti ci si trova un po' fuori scala, insomma, come ci è successo con le stalle. Forse abbiamo cercato di seguire dei modelli che oggi ci sono, che vanno benissimo perché ci sono, magari poteva andare bene qualcos'altro, ma
non si può cambiare dall'oggi al domani e dunque è importante che qualsiasi tipo di cambiamento non sia né imposto né sia repentito, è soprattutto un fatto culturale, assolutamente d'accordo, ne sono convinto anch'io. E forse infine l'ultimo ragionamento che faccio, nella nostra programmazione scardinare un po' il concetto relativo al nostro territorio perché va rispettato, ma in qualche maniera va anche vissuto, valorizzato e dunque si possa distinguere nel Trentino probabilmente un insieme di due macro categorie di territorio, di terreno ancora di più, come concetto fisico. Quello produttivo, quello utile all'uomo, e quello improduttivo, quando addirittura non è nocivo o se non inutile, e che è quello al quale non riusciamo ad attribuire una funzione, il che non significa che sia sfruttato, abitato, assolutamente no. Un bosco, per quanto poco frequentato, può essere benissimo produttivo, può dare materiale legnoso, certo, può essere anche un luogo dove dilettarsi nella raccolta dei funghi, ma può anche essere un luogo dove puoi recarti per contemplare la natura nel rispetto che questa richieda in un numero limitato di persone, ma allora hai trasmesso la cultura di che cosa sia quel bosco e hai fatto in modo che quel bosco possa risultare sostenibile e quindi che non sia prevaricato dai parassiti, dalle specie aliene, perché purtroppo c'è anche questo nel lasciare il bosco a se stesso. O sempre in un fatto di valorizzazione dal punto di vista intellettuale, dalla freschezza di chi sappia coglierne l'idea, si pensi che dal Trentino alla fine noi riusciamo a ricavare soldi anche dalla nuda roccia. Perché? Semplicemente perché con delle meravigliose fotografie, ad esempio ieri sera, l'abbiamo portata in Polonia e ci sono delle persone che quella roccia non ce l'hanno e sono felicissimi di vederla e non vedono l'ora di venire a camminarci sopra e quando arrivano lì qualcosa pur dovranno mangiare e a quel punto danno la possibilità a noi trentini di guadagnare con la nuda roccia. Eccone una funzione anche di qualcosa che non sia necessariamente modificato, coltivato, trasformato. L'importante però è che tutto questo che noi facciamo in un ragionamento davvero accurato e culturale, al quale vanno richiamate le persone più estreme che ci fanno da guida, quelle che lanciano delle provocazioni, è bene che ci siano, perché lo fanno magari per stupire, lo fanno magari per attirare l'attenzione, lo fanno magari per venderti qualcosa, però sono delle persone che scrollano l'opinione pubblica, ti danno una mano perché maliziosamente, astutamente, intelligentemente esprimono un concetto che fa presa facilmente. A declinarlo poi però non è facile, perché ci sono aziende che si sono piantate in un'altra direzione da anni, hanno fatto investimenti che da scardinare sono difficili e scardinare dei sistemi repentinamente produrrebbe danni di natura economica tali e tanti da impedire la bontà poi dell'applicazione di quel principio. Dunque ben vengano le provocazioni, ne abbiamo bisogno. Ben venga soprattutto chi ha voglia di metterle in campo e soprattutto chi ha voglia di mettersi in gioco. E ben venga anche chi in maniera invece reazionaria si ancora al passato e ti spiega quali siano le difficoltà del cambiamento, perché ti aiuta ad andare piano ma a ragionare sulle scelte che hai da fare. Per cui insomma alla fine, siccome tutti poi trarranno una conclusione, anche io ho pensato a questo, che allora non possiamo più chiamarlo PUP, ma forse PPA, un processo progressivo di autocritica. Grazie Carlo per quest'idea. Allora io inviterei qui l'assessore Daldos, che così si prepara magari anche per il suo intervento di chiusura e per qualche risposta. Ci sono domande? Sì, infatti ne avrei già qualcuna qua su WhatsApp. Beh, vengo alla prima. E sostanzialmente vado per sintesi. Ecco, come si può far pesare di più il ruolo dell'agricoltura nelle scelte politiche e in questo caso urbanistiche? Eleggendo politici e agricoltori, magari, ad esempio. No, battuta per battuta. È evidente che ognuno anche nell'attività politica porta la propria esperienza, la propria vita, la propria capacità in un qualche modo e il proprio vissuto, però io credo che già oggi l'agricoltura rivesta un ruolo
riveste un ruolo importante, riveste un ruolo centrale sempre di più, molto di più di quel che magari faceva nel passato. Guardate, io vengo da una famiglia contadina, un piccolo aneddoto anche per me, fino al 1994-95, insomma, zootecnia, piccole stalle, tanto per dire quanto contava l'agricoltura. Allora c'era un sistema che anche politicamente contava, organizzato, reticolare, nel bene e nel male, insomma ci possono avere tutti i giudizi che si vuole, ma era un sistema che da questo punto di vista funzionava. Quindi l'agricoltura contava anche allora molto, perché costituiva forse uno degli elementi vitali, come diceva anche Michele, di sostentamento e di prospettiva, e quindi non vedo pericoli per i quali l'agricoltura non possa contare, come conta anche oggi, in maniera importante nelle politiche che la provincia autonoma, in questo caso la nostra provincia autonoma, mette in campo, ma oggi ancora di più perché viene riconosciuto il valore di una trasversalità che, come diceva qualcuno prima, deve essere vista in termini generali, in termini di sviluppo e non in termini settoriali, l'agricoltura, il turismo, piuttosto che l'industria stessa. Oggi ci sono industrie in Trentino che vendono i loro prodotti perché il territorio dove questi prodotti vengono fatti produce ha un certo appeal, dal lago di Garda alle Dolomiti alla Val di Fiemme, dove magari si produce, faccio un esempio, pasta, che nulla ha a che fare con il territorio, ma il fatto che sia lì, che si dica che si usa acqua di quelle montagne, che ci sia un ambiente di estrema bellezza, valorizza anche il prodotto che alla fine viene messo sulle tavole. È pasta, col Trentino sembrerebbe non avere nulla a che fare, ma invece ha un suo valore. E se ne parla in queste ore, in questi giorni, magari se ci può chiarire i punti più importanti rispetto alla domanda, alla richiesta di poter espandere la superficie agricola anche a ciò che oggi è incolto, perché sappiamo che da questo punto di vista ci sono tante aziende anche di giovani che potrebbero insediarsi, però trovano queste difficoltà. Ma intanto penso che sia la prima volta dopo alcuni decenni che la provincia autonoma investe in questi 3 anni 9 milioni di euro, ma ce ne saranno altri 3 anche nel bilancio del 2018 per recuperare aree agricole abbandonate, che già di per sé, parlando di approcci culturali, è un cambio di paradigma notevole, insomma, perché il bosco è sempre stato visto come un luogo da tutelare, da far crescere, più che un luogo che in un qualche modo, come accade in questi ultimi anni, invece necessiti anche di essere limitato. Noi circa, non sono grandissime cifre, però in 3 anni recupereremo alla fine del 2018 circa 600 ettari di terreni da ridare all'agricoltura, prevalentemente l'agricoltura di montagna, prevalentemente sono quasi esclusivamente prativi, perché riteniamo che un po' l'equilibrio fra le uva presenti e anche il territorio disponibile vada incrementato e aiutato per fare in modo che qui si riesca a produrre anche tutto il foraggio che serve per le nostre imprese agricole, e quindi da questo punto di vista abbiamo imboccato anche una strada di riconversione. Però la madre di tutte le battaglie, che purtroppo non è di competenza nostra, è la frammentazione della proprietà agricola. Per intervenire su un territorio bisogna che il territorio sia a disposizione. Dove c'è un certo abbandono si riesce anche a convincere i proprietari di mettere a disposizione, perché lì si ritorna a un territorio che ha anche un valore maggiore, ma evidentemente il frazionamento della proprietà agricola è un tema non di poco conto, e se si vorrà risolvere in maniera appropriata anche il recupero di vaste aree agricole, di fare, come è stato fatto anche da Michele, un ragionamento sulla banca della terra, sulla disponibilità anche per i giovani di nuove aree agricole, non può presupporre da risolvere questo aspetto giuridico, che fra l'altro presuppone anche dei costi non di poco conto dal punto di vista dell'aggregazione delle varie particelle. Quindi ci si sta lavorando su questo, e il fatto che ci sia più domanda da parte dei giovani di terreni agricoli è anche questo un incentivo per riuscire in una qualche maniera a spingere in quella direzione. Ma la vera battaglia è riuscire in un qualche modo a riconoscere che
il recupero dei terreni abbandonati è un valore pubblico e sociale, e da questo punto di vista anche la legislazione lo segua e lo incentivi, favorendone soprattutto i costi che sono effettivamente troppo elevati rispetto al valore che il terreno ha. Guardo naturalmente anche il pubblico, vi invito a prendere la parola, a rivolgere domande, che l'assessore è disponibile per le risposte. E l'ultima che ho nella lista si riferisce a questa questione, diciamo così, dei centri storici abbandonati e delle espansioni che sono state, sappiamo, limitate in questi anni, però insomma c'è questo problema di ritornare, ecco, a ripopolare. Mi riferisco, se posso dirlo anche per esperienza personale, in modo particolare Odorizzi lo sottolineava, alla Valle di Nonna. Sono tantissimi gli edifici, non necessariamente vecchi, perché appartengono anche a un'epoca abbastanza recente, almeno agli anni 70, no? E spesso e volentieri si vedono queste case chiuse, con l'edera che risale, e sarebbero, tra l'altro, non dico abitabili, ma ci vorrebbero proprio poco. Ecco, come possiamo invertire questa tendenza che svuota il centro in favore, non dico di una periferizzazione dei paesi, però insomma non è un bel vedere. Ecco. Ma il primo dato di realtà è che i centri sono già svuotati, e stante la curva demografica vedo anche difficile che si ripopolino, perché evidentemente anche questo è un aspetto non banale da tenere in considerazione. Abbiamo recentemente, nel 2015, approvato anche una legge che limita molto il consumo del suolo, che riduce in maniera rilevante la possibilità di inserire nei piani urbanistici delle nuove previsioni di espansione, e quindi la direzione è sicuramente questa. E credo che anche da questo punto di vista il Trentino abbia fatto una buona cosa, perché la legge sul consumo del suolo giace, vedo qui il senatore Panizza, se non mi ricordo male, ho sentito ieri, da 525 giorni al Senato, dopo essere stata approvata dalla Camera, e penso che anche in questa legislatura non si riuscirà ad approvarla a livello nazionale. Credo che da questo punto di vista noi un passo avanti significativo l'abbiamo anche fatto. La vera sfida sui centri storici, secondo me, è distinguere da quello che è vecchio rispetto a quello che invece è antico e meritevole di essere tutelato. Se noi non riusciamo in una qualche maniera, necessariamente con grande attenzione, avendo cura dell'identità che i luoghi evocano anche nel vissuto delle comunità, ma se non riusciamo a fare questo salto anche qui, ahimè, culturale prima di tutto, per il quale intervenire sui centri storici alle volte possa anche implicare anche qualche rimozione, per creare un po' più di spazio, per creare un po' più di attrattività per chi poi in quel centro storico deve andare a viverci, e quindi vuole necessariamente essere in un luogo dove magari è più accessibile, dove magari la possibilità della vista e della luce è comunque ragionevolmente buona. Credo che anche qui il recupero però in termini paesaggistico di quell'insieme che giustamente è stato anche qui richiamato, della percezione complessiva del paesaggio che è il centro abitato piuttosto che l'intorno agricolo, che tutte insieme compongono appunto il paesaggio, sia sostanzialmente debba indirizzarsi nel prossimo futuro nel fare in modo che comunque quello che io ritengo di proprietà privata ma di interesse pubblico, che ad esempio sono le facciate degli edifici, vadano incentivati nel loro mantenimento di decoro. E anche da questo punto di vista, insomma, prossimi mesi metteremo in campo delle azioni che in una qualche maniera ci permettano di mettere al primo posto questo tipo di possibilità e di intervento. Grazie Assessore, abbiamo una domanda, vi ricordo che potete rivolgere domande anche ai nostri relatori. Grazie, io sono venuto qua questa sera per festeggiare e ricordare Bruno Kessler. Io ero un giovane coltivatore diretto,
avevo 20 anni quando si parlava di queste cose. Però, non so, mi aveva avuto anche un po' in simpatia, in cosa. Quando gli chiedevo perché vuoi fare certe cose così, perché i solandri diventati sempre più piccoli per la difficoltà di aver da mangiare, perché con la mosa non si diventa grande, e vuoi che anche i solandri diventino grandi come quei che de Trento. Tanto una piccola... Però, e questo quindi ammiravo il personaggio e vorrei proprio festeggiarlo. Però la difficoltà che avevamo noi, giovani agricoltori, 50 anni fa, era quello di parlare di agricoltura all'interno del piano urbanistico provinciale. E il professor Nervi, si ricorda professore, ne parlavamo continuamente, e che purtroppo sembrava proprio di parlare della salvaguardia del territorio agricolo rurale faceva apparire retrogradi. Questo era, e proprio io l'ho vissuta a mezzocorona, quando nel piano urbanistico provinciale il terreno dall'autostrada alla ferrovia, da Grumo fino alla strada della Cacciatora, 50 ettari ce l'hanno imposti nel piano urbanistico provinciale come terreno industriale. Per fortuna abbiamo avuto la forza, la volontà e il sindaco Fiamozzi è stato quello che alla fine è riuscito a proprio cancellare quell'obbrobrio per la Rotagliana che da giardino vitato d'Europa poteva diventare qualcosa di diverso di quello che è. Basta andare sul monte di Mezzocorona e vedere. Noi abbiamo sacrificato quello che c'era da sacrificare, eravamo d'accordo che non potevamo vedere la nostra gente andare in Germania, andare in Austria, che dovevamo fare qualcosa per cambiare, però volevamo anche salvaguardare il territorio agricolo. La discussione in Rotagliana è stata vivace in quei tempi. Per fortuna non abbiamo mai avuto un assessore all'industria, perché ce lo sono sempre tenuti giù a Rovereto, e vediamo i risultati che hanno ottenuto con avere l'assessore dell'industria che ha portato le industrie. Comunque diciamo che questi 50 ettari li abbiamo salvati e li vediamo bene. Abbiamo lavorato per un'agricoltura diversa rispetto a quella di 50 anni fa, e anche questo è merito Kessler e qualcuno di allora ci diceva: guardate che anche voi dovete, per l'uomo, anche per il contadino, quello che conta è dal naso ai capelli, e quindi dovete studiare, dovete evolversi e penso che lavorando con il noi la gente rurale trentina, invece che con l'io, come nel resto d'Italia, che non vogliono mai ragionare assieme ma vogliono essere individualistici, con la cooperazione agricola che ha fatto passi da gigante in questi anni, e la volontà ci ha reso responsabili, e il discorso della salvaguardia rurale va perseguita. Pietro, prego. Cendi? Ecco, è interessante l'intervento del Signore. Faccio solo una considerazione, però ecco, sul piano elaborato nel fine 64, no? Quando è stato presentato ai comuni come base di discussione. Ecco, è in quelle sedute dove l'indicazione di Bruno Kessler era di quel tipo. Siamo il 61-63, l'epoca in cui si passa dall'IGE all'IVA. Il problema tocca in questo caso le finanze comunali, perché l'IVA si paga dove si ha la sede centrale, la sede legale della società, mentre l'IGE veniva pagato dove si aveva lo stabilimento.
E questo ha comportato da parte dei comuni la richiesta di avere aree industriali in ogni comune. So che personalmente, ecco, posso testimoniare che Samonà, ecco, tanto per citare il responsabile dell'urbanistica di allora, ha fatto il possibile per dire non crediamo alla diffusione dell'industria in Trentino. Ecco, questo non bisogna dirlo oggi, era noto anche allora. Però, quando è stato presentato il piano, i comuni hanno presentato le obiezioni. Delle 123 obiezioni alle tavole, quindi alla distribuzione dei territori, eccetera, 121 erano dei comuni che chiedevano l'espansione di aree industriali. Mancava 2? No, anche Mezzocorona, solo il sindaco, no, stiamo attenti, solo il sindaco diceva quel triangolo è il paradiso, solo il sindaco giustamente difendeva, però la pressione della popolazione chiedeva aree industriali per l'occupazione. Questo teniamolo presente, ecco, storicamente bisogna riconoscere. Tant'è vero che a Mezzocorona era auspicato l'impianto industriale della Marzotto. Per fortuna in quel momento la Marzotto ha pensato di trasferirsi in un altro paese all'estero e non c'è stata la prova di forza tra i progettisti comuni e politici, eccetera. Quindi il discorso è venuto meno. Però, cadendo il discorso della Marzotto, l'altra industria che si era fatta avanti era l'Italcementi, che voleva introdursi con una cava per introdurre il cemento. Ecco, lì è venuta la vera contrarietà della popolazione, perché ovviamente le ciminiere allora sarebbero state il luogo privilegiato del fondovalle, quindi la viticoltura biodinamica sarebbe sicuramente venuta meno se fosse andata alla richiesta dei comuni. Ecco. Grazie. Se non ci sono domande... Prego, Fessi. Diego Fessi, presidente del caseificio di Mezzana. Ringrazio Graziano Bacca per il suo intervento di prima, che salutiamo. Sì, ma io volevo solo intervenire così tanto per rompere un po' le uova. No, nel senso che è anche bello perché si ricorda... Apprezzo la sensibilità dell'assessore D'Aldos che per quelle misure riguardo al recupero delle aree boscate o boschive per far voltura a Prato o a Pascolo. Ma c'è un elemento che a noi insomma, abbiamo parecchia apprensione, essendo categoria di allevatori di tipo estensivo che usufruiscono dei pascoli, pascoliamo ancora anche adesso, la storia dei grandi carnivori insomma ci spaventa parecchio, perché io capisco che forse non è la sede adatta, ma per far stare in piedi tutto quello che diciamo, naturalmente quello lì è una cosa che bisogna affrontarla senza tabù e non mediando sotto banco, perché bisogna poi anche dire quanti orsi possiamo sostenere, sostenibili, quanti sono? 100? Se sono 100 gli altri bisogna batterli, non è che si possa fare in altri modi. Se noi abbiamo un allevamento di 50 vacche,
è chiaro che devi abbattere qualche vitello, qualche manza, perché sennò diventano 200 dopo alcuni lustri. Voglio dire, non vedo, cioè io capisco che questo è ancora un momento che si può attendere e tergiversare, non so fino a quando, perché naturalmente noi che siamo avvezzi al senso pratico sappiamo bene che è solo una questione di tempo e dopo i grandi carnivori fanno più presto a prendere gli animali domestici e peraltro non credo per niente che tutti i palliativi che ci propinano come elementi risolutori possano risolvere alcunché. Dopo io capisco che i cicisbei di città magari dicono ma sì, facciamo, dializziamo, facciamo... ma non è possibile, l'orso non lo tieni fuori con le reti elettrificate, perché lui è furbo, si mette da una parte, ti spaventa il branco e le fa sfondare da quelle, ma vogliamo insegnare ai gatti a arrampicare, l'orso e il lupo sa fare il suo lavoro e noi con quei palliativi lì non risolviamo alcunché, ecco. Solo una semplice osservazione, così magari... No, molto chiara anche la soluzione, per cui... Va bene. C'è già la risposta, insomma. Ah, sì, prego. Lorenzo. Vorrei fare una domanda al professor Nervi, magari, visto che come carta d'identità vediamo che è abbastanza sbiadita, quindi con tutto il rispetto, volevo chiedere se è soddisfatto di quello che avete programmato, quindi dal 60, 62, 63, 64, e se gli sembra di aver visto quello che avete programmato, se è stato realizzato o meno. Può essere venato di parzialità, quindi ecco, se devo dire è stata una bella esperienza per una formazione circolare che si era creata, perché c'era il gruppo degli studiosi che studiavano i vari comparti, il primo interlocutore era il politico. Quindi si insegnava al politico quali potevano essere le sue scelte, stante la valutazione tecnica della situazione della realtà. Ecco, quindi non si andava... E questo avveniva, la mattina si lavorava da una parte, al pomeriggio si insegnava al presidente Kessler, visto che è citato il nome. Alla mattina successiva succedeva l'inverso. Il presidente Kessler diceva: le mie scelte politiche potrebbero essere queste. Sulla base delle scelte politiche si individuavano gli strumenti. Ecco, questo è il vero risultato del lavoro creativo, ecco, dove la dialettica tra le parti si è rivelata, secondo me, estremamente arricchente, se posso dire, da una parte e dall'altra, perché poi non sono andati i tecnici a spiegare il piano urbanistico alla popolazione, è andato il presidente della provincia a spiegare il piano che lui intendeva fare. Ecco, quindi la partecipazione è partita dopo, come ce la si intende oggi. Prima c'era questa formazione circolare, secondo me, estremamente positiva per il gruppo che lavorava. Oddio, non si dormiva molto quando c'erano le riunioni di giunta, perché le riunioni di giunta finivano con la cena serale, giocavano alla mora
alla mattina successiva bisognava che noi avessimo gli strumenti pronti perché la giunta cominciava alle 8 per riprendere il discorso del giorno prima. Ecco. Sui risultati che abbiamo proposto, secondo me il Trentino non ha mai letto il Trentino in genere non ha mai letto i documenti. Tutti hanno fatto riferimento al piano urbanistico senza averlo mai letto, perché nel piano urbanistico del 64 c'è scritto salvare nella misura più ampia possibile la già ridotta superficie agricola. Questo è il primo risultato. Credo che la situazione sia andata in senso contrario da quanto ho sentito. La seconda affermazione che è uscita dal piano urbanistico come istituto è il parco. Nella concezione, dico nostra, dei tecnici, il parco era una dimensione, non una struttura. Quindi non era previsto una struttura di funzionari, di presidenti, di consiglieri, eccetera. Era un'area che, io l'ho lasciato in termini molto aulici, era la popolazione che doveva creare il paesaggio esercitando le attività, come sempre. Tant'è vero che l'idea di parco che nasceva nel 61 è stata adottata da Benedicta da Bolzano quando ha inventato il parco naturale, con questa affermazione: tutte le attività tradizionali sono consentite, ogni innovazione deve essere approvata dalla giunta provinciale. Quindi riservava alla politica il compito di stabilire dove doveva muoversi il territorio, ma i realizzatori erano le popolazioni viventi in quell'area. Ecco, questa è la prima cosa che, dico, non è stata attuata. L'altra è il comprensorio, su cui a Trento abbiamo avuto tutte le valutazioni, le visioni, eccetera. Il comprensorio è nato in un pomeriggio in casa del sindaco Gasperini di Malé, in cui, giocando un po' alla mora, bevendo il caffè o altre cose, i sindaci della Val di Sole, che si trovavano settimanalmente in quell'occasione o a Croviana o a Malé o a Vermiglio qualche volta anche, discutevano dei problemi della valle. Allora diceva, io ricordo il discorso, se te fai la strada da Bolentina verso il castello, quello dall'altra parte diceva, vabbè, anch'io la proseguo e congiungiamo i tre paesi, che è un bel antipiano, chi non lo conosce vada a vederlo perché sarebbe un bel piano da utilizzare. Ecco, l'idea del comprensorio studiato in Val di Sole l'ha applicata un'altra volta Benedicta da Bolzano, quando ha detto: noi inventiamo la comunità comprensoriale. Quindi il comprensorio trentino era ancora una dimensione territoriale. Il soggetto era la comunità comprensoriale, che doveva avere due scopi. È per legge questo, perché era trasferito in legge. Due obiettivi. Il primo è di risolvere i problemi di livello sovracomunale, il che significa che non aboliva i comuni, perché l'abolizione dei comuni comporta una problematica giuridica estremamente interessante e complicata.
uno è cittadino di quella comunità, non di aggregazioni di altro genere. In Trentino poi in particolare questo diventava importante perché le terre di collettivo godimento, che coprono un'estensione di 350 e rotti mila ettari, sono assegnate da un organo giudiziario specializzato alla collettività. Quindi è la collettività insediata in un certo territorio che ha determinati diritti. Non gli discendono dall'essere cittadino del comune in cui è la residenza. Ecco, quindi problemi delicatissimi. A Trento il comprensorio è diventato alcuni erano un'istituzione di secondo livello elettivo, quindi problemi complicatissimi, eccetera. Dico, Beneditta cosa ha detto? La comunità comprensoriale è un'aggregazione di comuni che ha lo scopo di risolvere i problemi di livello sovracomunale. Secondo scopo è rappresentare i problemi della comunità comprensoriale ai livelli di governo superiori, punto e basta. C'è però un'aggiunta che mi piace ricordare al professor urbanista. Il piano urbanistico su questo piano del 64 aveva inventato le unità insediative, basate sì su un'aggregazione di comuni. Intanto erano 63, non di più, quindi 63 unità insediative, basate sull'identità culturale di quel gruppo, di quell'insediamento umano. Quindi non un problema di contabilità pubblica, ma un problema di identità. Tenete presente che nell'economia territoriale il problema dell'identità viene applicato dagli anni 70. Ecco, Samonà l'aveva introdotto all'inizio degli anni 60 nella pianificazione urbanistica. Ecco. Grazie. Gabriele Cagliari, presidente di Coldiretti Trento. Ce ne sono altri? Due là in fondo, va bene. Innanzitutto, buonasera a tutti. Mi rendo conto che l'ora non aiuta a fare ragionamenti lunghi, però obiettivamente 2 ragionamenti li volevo fare ad una sala così attenta comunque ad ascoltare un tema che non è banale, non è da poco. Come Coldiretti non ho bisogno di spiegare ai nostri 2 assessori come il mondo Coldiretti veda la questione, perché ho già avuto modo di farlo e avremo modo ancora di farlo, però credo anche sia obiettivamente opportuno 2 ragionamenti portarli in questa sede, 2 soltanto. Stiamo ragionando rispetto a 50 anni fa, non per trarne un giudizio fra virgolette storico poi, però obiettivamente io ricordo che ho 58 anni, mio padre è sempre stato appassionato di politica agricola, e io lo ricordo quando tornava da qualche riunione, fra virgolette, dove era andato a sentire Kessler o comunque coloro che in qualche maniera lo seguivano, e mi diceva, raccontava in famiglia, è finita, è meglio che obiettivamente abbandoniamo questa attività, e perché stanno creando dei distretti, io abito a Malosco per chi non lo sa, e l'idea era di andare a creare dei piccoli distretti, come è stato ricordato prima, anche a fondo, dove teoricamente uno trovava in prossimità quello che era il lavoro. Beh, lui ha sempre detto io non mollo, non ha mollato, quindi non do un giudizio negativo di quello che è stato quel periodo, e mi rendo conto, come ricordava il professor Nervi, che obiettivamente la pressione dei comuni era tantissima, e quindi obiettivamente il politico ne deve giustamente anche trarre le debite conseguenze. Vedo un po' questa pressione ritornare, magari in questo momento da parte di qualche comune, da parte di qualche sindaco, che probabilmente legittimamente ha una visione anche diversa. La storia ci ha detto quello che è successo, obiettivamente abbiamo utilizzato spesso i terreni migliori dal punto di vista della fertilità per andare
a creare quelle che sembravano delle industrie che dovessero soddisfare i bisogni di lavoro e di vita, ecco, per sempre, sostenibilmente, come ricordava l'assessore dalla piccola prima. Non è successo così, però ovviamente io non condanno nessuno. Ricordo però anche nello stesso tempo quello che il mondo contadino si vedeva costretto a subire, perché al di là dell'atteggiamento e del pensiero che era quello di dire l'agricoltura ormai è residuale e a produrre saranno le località più lontane, quindi la delocalizzazione all'Africa piuttosto che all'America di produrre quello che erano non il cibo, come giustamente lo chiamiamo adesso, ma le commodity, ecco, perché questo era il valore del cibo, è stato introdotto dopo come valore che è stato molto molto spiegato da chi mi ha preceduto. Allora ricordo benissimo quelle che erano le ghettizzazioni del mondo agricolo, perché a realizzare la stalla ti avrebbero mandato e ci hanno mandato spesso e volentieri nel buco del paese. Allora era giusto probabilmente portare la stalla fuori dall'abitato per tutta una serie di questioni che si commentano da sole, ma non andarlo a mettere al reverso, come dicono da noi, dove il sole non batte mai. Ecco, perché comunque doveva essere un qualcosa di nascosto, dimenticando che quella stalla dava la vita poi a quei 100, 200, 300 ettari, quello che erano comunque le stalle che... Allora questo è successo e questo io credo dobbiamo ricordarlo. Perché lo dobbiamo ricordare? Perché io credo che da queste lezioni che ho voluto in 30 secondi andare a sintetizzare, dobbiamo trarre due conclusioni. E credo che il clima sia cambiato, ci siano le condizioni complessive per fare un buon lavoro da qua ai prossimi 50 anni, perché probabilmente anche gli sbagli aiutano. Quindi io mi permetto di dire alla nostra politica quella che può essere un'opportunità assolutamente da sfruttare e una criticità da evitare. L'opportunità è quella, e l'assessore Aldós l'ha ricordato, è quella di riportare terreni al mondo agricolo. Un avanzamento incontrollato della foresta non è buona cosa, ce lo dicono gli esperti, non lo dico io che potrei essere di parte, non è buona cosa, quindi è buona cosa riportare alcune porzioni di territorio all'utilizzo costruito, perché ci dobbiamo sempre ricordare che noi abitiamo in un territorio che è stato costruito, è stato plasmato dall'uomo, quindi di questo nel bene o nel male dobbiamo assolutamente tener conto. Un territorio costruito va manutenuto, non può essere lasciato abbandonato a se stesso, diversamente diventa quello che diceva Annibale Salsa prima, un deserto verde. Noi non vogliamo un deserto verde. Allora, bene quelle iniziative, ma io credo che vada completata l'opera. E mi permetto di dire che alla luce di quello che sta succedendo, tanti giovani che cercano di intraprendere in questo settore, e magari non hanno nemmeno la disponibilità della terra poi, per realizzare anche delle piccole imprese, perché se sei intelligente, se sei bravo, puoi anche realizzare delle grandi cose su piccole superfici. È cambiato il clima, sta cambiando il clima, non è una buona cosa, ma almeno cogliamo quello che di positivo questo porta. Tutte le negatività non ci possiamo fare probabilmente poco, cogliamo le positività e ora prendiamo atto che determinati terreni che sono stati abbandonati perché un tempo significavano soltanto povertà e la necessità in qualche maniera di portare a casa un po' di farina, probabilmente adesso con un clima diverso che sta cambiando, con delle tecniche anche diverse, con la conoscenza che probabilmente anche l'istituto, la fondazione può dare dal punto di vista della ricerca, io credo ci possono essere dei territori che vanno recuperati al mondo agricolo. Ecco, perché c'è la, fra virgolette, manodopera, la voglia di intraprendere, chiamiamola pure così, di tanti giovani, c'è la possibilità di creare anche reddito su quei territori che una volta erano veramente marginali, ma c'è la grande, credetemi, io la guardo da agricoltore un po' forestale, se volete anche, c'è anche la grande necessità di andarli a... Li stiamo censendo, l'Osservatorio del Paesaggio, assessore, ha fatto una grande cosa, va completata quella mappa e va dato un valore agronomico a quei terreni. E guardate che sono centinaia di ettari in Trentino. Soltanto la Valle Garina sono stati censiti 2500 chilometri, 2500 chilometri di muretti a secco che sono in buona parte scomparsi. Quantomeno tu non lo percepisci come un problema, perché il bosco ha, fra virgolette, ripreso quello che era suo.
ma guardate che questo è un problema, rappresenta un problema, perché nel momento in cui quelle radici avranno talmente lavorato, quel muretto secco precipiterà. Quindi c'è anche un ragionamento di ordine idrogeologico da non sottovalutare, se vogliamo obiettivamente veramente con intelligenza traguardare molto lungo. Allora c'è in Trentino la possibilità di andare, e il dovere, secondo me, di andare a recuperare tutta una serie di terreni con grande intelligenza, capendo che c'è tutto il problema della frammentazione, capendo se c'è possibilità di viabilità, capendo se c'è la possibilità di irrigazione, con tutte le tecniche di risparmio dell'acqua, ma guardate che c'è una miniera dal punto di vista, io credo, di recupero, a questo punto anche di paesaggio. Dobbiamo però deciderci, e qua arrivo al problema, dobbiamo deciderci su quale paesaggio vogliamo. E io credo che qua l'assessore Aldós, per il ruolo che ha, comunque l'assessore alla coesione territoriale, abbia obiettivamente un grandissimo ruolo. Perché, o come diceva anche Michele prima, o recuperiamo non un consenso, perché credo che il mondo agricolo il consenso l'abbia sostanzialmente recuperato nella centralità che riveste presso la società civile, presso la pubblica opinione, però va incrementato quel tipo di ragionamento e va incrementato con dei racconti che siano anche positivi. Noi dobbiamo raccontare positivo. Le negatività le dobbiamo risolvere, ma dobbiamo raccontare positivo. Allora io dico, diventa difficile raccontare positivo probabilmente le reti antigrandine, Vado sui problemi perché diversamente se li sfioriamo non li risolviamo. Diventa molto difficile ragionare su questo. Però al turista che ti arriva devi spiegare che questa è la condizione sine qua non per fare agricoltura che sia ambientalmente, e su questo dobbiamo ancora migliorare, anche se siamo sufficientemente bravi, secondo me, rispetto al resto del mondo, ambientalmente sostenibile, diventa socialmente sostenibile, nel senso che fai famiglia, rimani in quel sedime, se c'è anche la sostenibilità economica, come diceva prima l'assessore Dalla Piccola. Questo dobbiamo fare e questo lo dobbiamo spiegare, perché diversamente se ci trinceriamo, ci raccontiamo le vicende di Heidi, obiettivamente, come ricorda Annibale Salsa, quindi ti ho rubato un pensiero, Annibale, ancora una volta, non andiamo da nessuna parte. Non dobbiamo raccontare questo, perché di questo non creiamo futuro, la raccontiamo per un attimo, dopodiché non creiamo le condizioni per cui si possa obiettivamente andare in quella direzione. Diceva Fezzi dell'orso, lui citava l'orso perché sta provando l'orso, no? L'orso sappiamo che è da questa parte, no? Da quest'altra però c'è il lupo. Io non ce l'ho col lupo, ma obiettivamente anche là, se non ricerchiamo l'equilibrio, e lo so che è difficile perché con Galletti mi cimento, quindi lo so quant'è difficile portare a casa un risultato dal punto di vista della norma, della logica dei grandi predatori, vista come vista da Heidi, da quel pensiero. Obiettivamente sì, salveremo il lupo si sta ricongiungendo quello del Piemonte con quello che arriva dall'Abruzzo, con quello che arriva dalla Slovenia, siamo tutti contenti perché da un punto di vista di biodiversità obiettivamente forse è un grande risultato, ma guardate che in prospettiva spopoliamo quelle zone. E quindi il danno che evocava Fezzi prima sarà irreversibile, sarà veramente irreversibile. Allora cerchiamo di trovare un grande equilibrio su queste cose, che vuol dire sì, anche il lupo ha diritto obiettivamente di vivere, intendiamoci, ma se vogliamo che continuino gli alpeggi, probabilmente il lupo deve essere in qualche maniera contenuto. Cito il lupo per dire che c'è bisogno di equilibrio e c'è bisogno di trasferire sulla popolazione trentina e sul turista, sull'ospite, sul visitatore che ci viene a trovare la capacità di spiegare che l'agricoltura ha la necessità di evolvere naturalmente. Sono stati ricordati i gelsi prima, no? Ecco, il gelso non c'è più. È arrivata una frutticoltura più o meno, fra virgolette, intensiva, chiamatela pure come volete, ma questa è la necessità perché comunque in qualche maniera si continui a fare economia. Dopo la rete antigrandine, grandinando come sta facendo, probabilmente ci dovremmo abituare ancora di più. Io sono molto pratico nelle cose. Se il freddo continuerà, come qualcuno sostiene, a colpirci anche i prossimi anni, dovremmo magari inventare qualche altro mostro, fra virgolette, scusatemi il termine, l'ho detto io, per in qualche maniera trovare il sistema di ventilatori, non lo so, stiamo tutti quanti studiando, ma stiamo tutti quanti studiando perché io credo che un'annata come questa il Trentino agricolo se la possa, fra virgolette, 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 permettere. Ma guardate che se dovesse moltiplicarsi
un effetto di questo genere, l'economia trentina andrebbe a farsi benedire. E di questo io credo dobbiamo avere il coraggio di andarlo a spiegare ai cittadini trentini che forse del tutto non hanno capito, e a spiegare, ripeto, agli ospiti che determinate cose che possono anche apparire brutte, se non spiegate, sono una necessità. E possiamo fare il biologico e dobbiamo andare in quella direzione, ci mancherebbe, possiamo fare tutto l'integrato spinto che vogliamo, ma sappiamo benissimo che al momento purtroppo, e io lo so benissimo quanto la ricerca si sia applicata su questa problematica, in questo momento se vogliamo difenderci dalla Suzuki, la drosofila Suzuki, o mettiamo la rete a trama fina come questa tenda, bianca magari, impattante da un punto di vista visivo, ma dentro c'è il biologico, c'è l'integrato, c'è quello che volete, però l'impatto visivo rimane. Ecco, quindi questo dobbiamo capire che è obiettivamente la mediazione, ecco, che dobbiamo trovare con una larga partecipazione, con una larga condivisione. Diversamente, Assessore, io penso che allora, se lei mi chiedesse, io ho 2 figli che fanno gli agricoltori, e lei mi chiedesse quale è il problema che vedo per l'agricoltura di domani, è questo. Io sono convinto che con i prodotti di qualità ci salviamo, anzi c'è tutta una strada davanti. Credo che dal punto di vista della vivibilità sia il lavoro forse più faticoso ma anche più bello del mondo, e su questo sono contento di averne 2 figli che fanno questo lavoro, però obiettivamente vedo un grande problema dal punto di vista di essere condivisi anche dal punto, come posso dire, proprio della trasformazione di quello che potrebbe essere anche un pochino il nostro paesaggio. Chi ci dice che l'abbiamo vista la filossera, no? Ha cambiato il volto, ecco, dell'Europa per un attimo, poi abbiamo trovato la soluzione, ma chi ci dice, ecco, che il melo, io mi auguro che possa andare avanti per altri 100 anni, 200 se volete, ma chi ci dice che il melo non debba essere in qualche maniera, come posso dire, scalzato da un'altra cultura, e che un domani non dobbiamo tornare all'albicocco. Dico la prima sciocchezza che mi viene in mente, ma nel senso, Assessore, utilizzi il suo tempo, la sua capacità, la sua possibilità, ecco, che ha per fare opinione. Ecco, per fare opinione da un punto di vista di andare a spiegare che l'agricoltura ha anche bisogno di respiro e di potersi anche modificare con tutte le attenzioni del caso. Grazie. Grazie. Aggiungo qualche altra domanda? Signore. Vediamo di chiudere e siate sintetici, mi raccomando. Faccio un intervento perché mi sembra che sia entrato in causa molto forte l'elemento cultura proprio. Volevo dare un elemento di concretezza proprio in come, perché secondo me il settore culturale può diventare un forte alleato, e la nuova legge che dovrebbe passare sulla riforma dell'attuale legge cultura propone un approccio molto rivoluzionario e importante. Non è ancora stata detta questa cosa perché ci si è fissati sulla questione del museo, però in realtà questa riforma della legge applica un po' l'indicazione anche che proviene dall'Europa, ovvero un approccio intersettoriale della cultura. Nella legge si parla di distretti culturali in cui si preveda che il settore cultura operi con gli altri settori produttivi. Io credo che cultura e agricoltura possano essere un binomio molto forte, perché in ambito artistico, culturale c'è una fortissima sensibilità verso i temi dell'ambiente, c'è una sensissima anche ricerca che si sta facendo sul tema proprio dei temi globali proprio, che va a toccare anche l'agricoltura. Faccio esempi, ma le dico solo che una delle opere della Fondazione Haydn tocca questo tema ed è stata prodotta da artisti sul territorio. Ci sono artisti che stanno lavorando sugli antichi proprio modalità di lavoro sul bacco da seta, stanno lavorando insieme a dei produttori dei piccoli frutti, cioè è un'alleanza che già esiste sul territorio e quindi può essere foriera proprio di nuovi modi per sensibilizzare popolazione, perché gli artisti lavorano fortemente legati alle comunità. E qui l'ultima cosa che le suggerisco, visto che è l'assessore all'urbanistica, in ambito artistico stanno prendendo pieno le resistenze artistiche.
avete approvato anche in Consiglio il fatto di poter usufruire di beni immobili a usi civici come residenze artistiche. E qui abbiamo dei vecchi mulini che operatori culturali stanno occupando e facendo dei presidi culturali su territori dove non ci sono teatri o grosse istituzioni. Mi chiedo se questa modalità potesse prevedere residenze agricole, cioè in ambito artistico stanno mettendo insieme, non possono avere tutti gli stessi attrezzature che servono per produrre arte così, li stanno mettendo insieme creando dei luoghi proprio di lavoro collettivo, per poter creare un servizio anche tra di loro. Ecco, una modalità che è molto interessante e che sta cambiando un po' il modo di produrre cultura in Trentino. Grazie. Io faccio una domanda rapidissima che ho raccolto. La frutticoltura trentina è stata definita agricoltura urbana. Potrà esercitare ancora la sua attività in tali zone o in futuro dovrà arretrare? Mi pare... Sì. Prego. Buonasera, volevo riallacciarmi al discorso dei centri storici. Ho sempre un po' la sensazione che i centri storici comincino a soffrire un po' l'eccesso di vincoli ai cui, diciamo, sono sottoposti. Ricollegandomi un po' e facendo un riferimento a quello che dice Emilio Sereni, i centri storici intesi anche magari come centri logistici di un paesaggio che adesso magari non c'è più. Potrebbe essere invece utile, interessante importare una cultura magari che arriva dal nord Europa, dove piuttosto che i vincoli, questo ci viene anche suggerito dalla Comunità Europea, piuttosto che i vincoli invece promuoviamo dei piani di sviluppo di questi centri storici, sviluppo che sia sviluppo sociale ma anche culturale, inteso come la base della cultura legata col nostro territorio trentino. Grazie. C'era qualcun altro? No. Allora passiamo alle conclusioni, Assessore. Sì, velocemente, inizio dall'ultima, anche forse mi viene più facile. I vincoli intesi come classificazione, ristrutturazione, risanamento, demolizione, tutto quello che non si può fare, è oggettivamente una modalità di approccio all'urbanistica che è figlia forse di un tempo non ancora passato, ma in fase sicuramente di transizione, e ragionare, come diceva lei, su piani di sviluppo integrati che in una qualche maniera possano accogliere l'opportunità della ristrutturazione, ma che ne consegua anche un effettivo utilizzo di quegli spazi, sicuramente un aspetto che può essere utilizzato e anche in un qualche caso messo come alla prova in termini concreti. Io dico sempre, l'unica vera cosa alla teoria è la sperimentazione, e se poi quella sperimentazione funziona, un uso diffuso di modalità di intervento. Non c'è nessuna preclusione da questo punto di vista, e quindi ci fossero casi concreti nei quali questo per i protagonisti, che poi devono essere eventualmente gli attori che sul territorio fanno questo tipo di iniziative, ben venga, massima apertura. Ripeto, lo prevederemo anche in legge finanziaria, anche a sostenerli dal punto di vista finanziario, se possono in un qualche modo costituire un elemento di sperimentazione di modalità nuova di intervenire. Però i veri soggetti sono i soggetti privati che quel tipo di possibilità la propongono ed eventualmente la sperimentano. Però massima apertura da questo punto di vista. Anche l'urbanistica ovviamente è in grande cambiamento. La frutticoltura urbana, lo citava prima Cagliari, insomma, di come sostanzialmente la vera sfida futura sia quella di riuscire in un qualche modo a comprendere che il Trentino, ma non solo il Trentino, ma diciamo per noi che siamo trentini, ha un futuro se trova un riequilibrio, una compensazione di tutti gli interessi in gioco, ma dei veri interessi in gioco, non gli interessi che in una qualche maniera alle volte derivano da una modalità di precauzione eccessiva sull'utilizzo del territorio a fini agricoli, perché di quello parliamo,
che magari si frappone alla necessità che comunque anche l'agricoltura ha di modificarsi. Io non so se fra 100-200 anni c'erano più meleti in Val di None, non so quanti nonesi sono presenti, no? Ma che di sicuro a sto mondo non ci sia nulla che si evolve, che si modifica, quello insomma è la storia che ce lo insegna. Quindi la frutticoltura urbana, se si intende una frutticoltura che in qualche maniera deve allontanarsi dai centri urbani perché non più tollerata, io credo che lì la vera sfida sia la sfida della ricerca, sia la sfida di nuove possibilità e di nuove tipicizzazione delle frutticolture vere e proprie, ma che è una sfida, ripeto, che secondo me si può tranquillamente vincere. Io chiudo dicendovi due cose. Uno, ringraziandovi perché l'ora è veramente tarda, ringraziando anche tutti i relatori e anche Nicoletti che ha condotto, che non lo vedo più, eccolo là, che ha condotto anche la serata, e la chiudo un po' con una battuta. Il professor Nervi ha detto, la riassumo, a Trento si pensava e a Bolzano si applicava. Adesso la mettiamo così, in termini regionali, visto che noi guardiamo sempre a nord, alle volte con un po' di invidia, insomma, come se lì fossero chissà tanto più dal punto di vista evoluto e quindi fossero tanto più bravi. Forse l'insegnamento così che mi porto a casa questa sera è che la vera ricchezza anche di una terra è la ricchezza di idee, è la ricchezza di innovazione e poi ovviamente la capacità di applicarle. Grazie e buonanotte.